l'acciaio confonde il marinaio, strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Oggi è un giorno molto importante, un altro giorno del ricordo di tante persone morte che non c'entravano nulla con la guerra, con la ferocia soprattutto dell'uomo. Si può invadere, si può occupare, ma la ferocia è un'altra cosa. Ferocia su queste persone che non avevano fatto niente poi alla fine. Qualcuno avrà anche fatto, ma non tutti i morti che abbiamo avuto. E poi questa ferocia nell'ucciderle. Pensate, o un colpo di pistola o buttate vive dentro questi crepacci le foibe, senza nessuna speranza di riuscire a sopravvivere. Guardate, io dico sempre, io non so dove i grandi della terra vogliano arrivare, però la storia non ha proprio insegnato niente. Anzi, più avanti andiamo e più feroci diventano, anche perché abbiamo delle armi incredibili. Abbiamo la bomba atomica, abbiamo queste bombe incredibili, questi missili. Basta schiacciare un bottone e succede il disastro. Ma chi ne paga le conseguenze? Non quelli che hanno deciso di fare questo, perché loro si salvano sempre e comunque. Pochi muoiono e forse sono anche sfortunati, qualcuno dirà. Ma il popolo, i cittadini, queste famiglie per bene, questi anziani, questi bambini, questi diversamente agili, come li chiama Mirella, che non riescono neppure a scappare e a mettersi in salvo.
Eppure si continua a parlare di armi, a spendere miliardi e miliardi di armi per poi ricostruire, perché bene o male poi finirà. Ci sarà un accordo. Eppure l'accordo arriva quando ci sono state migliaia di morti. Allora, oggi sentiremo anche queste testimonianze di queste persone distrutte. Sono diventati diversamente giovani, ma questo ricordo terribile dei loro cari, delle loro famiglie, di queste morti atroci non passerà mai. E noi questa mattina ne parleremo con due ospiti veramente importanti che ringrazio di essere qui, che sono Silvano Olmi, collegato da Roma con noi, Presidente Nazionale Comitato 10 febbraio. Grazie Presidente Olmi di essere qui con noi. E saluto anche da Venezia Alessandro Cook, Vicepresidente Nazionale Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e Presidente Comitato Provinciale Venezia Giulia e Dalmazia. Però io vorrei leggere anche queste parole del nostro Presidente Sergio Mattarella, ieri, il giorno del ricordo al Quirinale. L'esodo e le foibe, tragedie da non minimizzare. La memoria della persecuzione e delle tragedie deve produrre anticorpi, deve fare in modo che quel passato resti irripetibile, affinché quel nostro muro di Berlino che separava in due Gorizia non si ricostruisca mai più. Quindi basta con il silenzio e con l'oblio su una ferocia che non va minimizzata. Così Sergio Mattarella ha parlato al Quirinale. Allora, io inizio e grazie Silvano Olmi, Presidente, poi do la parola anche a Alessandro Cook. Cosa ne pensa? Ecco, questa storia che viene ricordata, ma che dietro questa medaglia ce n'è un'altra storia, che le guerre continuano, la ferocia umana continua. Prego, Presidente Olmi. La ferocia umana continua, ma nel fatto delle foibe c'è una particolarità. Quando termina la seconda guerra mondiale e arriva il cosiddetto esercito di liberazione jugoslavo, generalmente Mirella, intanto ti ringrazio per questa bella sveglia che hai dato agli amici veneti con questa bellissima canzone di Sergio Endrigo, quando arriva un esercito di liberazione che cosa fa? Caccia i tedeschi e inizia per quelle popolazioni un periodo di tranquillità, di pace, di serenità, perché un esercito che si autodefinisce di liberazione questo fa. Purtroppo quando arrivò il cosiddetto esercito di liberazione jugoslavo, quelli militari che avevano la stella rossa qui sul berretto, inizia il terrore per Gorizia, Trieste, per tutta l'Istria, la Dalmazia, e cominciano gli infoibamenti, le scomparse, comincia la persecuzione e gli italiani sono costretti a scappare. Ma non solo gli italiani finiscono dentro le foibe, ci finiranno anche montenegrini, serbi, croati, sloveni, tedeschi, addirittura in una foiba hanno trovato anche dei soldati neozelandesi. Quindi il problema, la tragedia, la grande tragedia delle foibe non è solo un fatto italiano, ma è una tragedia europea. Stamattina c'è un bellissimo comunicato del presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia, che è Gaetano Ruocco, che dice appunto, chiede all'Unione Europea di far diventare questa tragedia delle foibe, questo crimine incredibile commesso dai partigiani comunisti slavi e dai militari dell'esercito del dittatore comunista Tito, di far diventare questa tragedia immensa un fatto mondiale, farlo conoscere a tutto il mondo, perché purtroppo ancora oggi ci sono negazionisti, riduzionisti, giustificazionisti di questa cosa. Fa bene a ricordarlo, Presidente Olmi, fa molto bene a ricordarlo, perché abbiamo anche queste persone ed è giusto dirlo. Allora, Alessandro Cook, Vicepresidente Nazionale appunto Venezia Giulia e Dalmazia, come commenta le parole
del presidente Olmi e soprattutto queste guerre, ma soprattutto la ferocia, ecco, la ferocia che è una cosa inumana, perché queste persone avranno pure famiglie, mamme, papà, zii, figli, eppure c'è una ferocia che non riesco proprio a giustificare. Non c'è motivo per essere così feroci, già ci sono le armi, ma la ferocia umana è un'altra cosa. Prego, Cucca. Sì, allora innanzitutto grazie dell'invito e per l'incontro di oggi. Oggi è il 10 febbraio, giorno del ricordo. Saluto anche il Presidente Olmi che, se mi ricordo bene, ci siamo visti proprio una volta in terra trevigiana, no? A Roncade l'anno scorso, per un incontro collegato con questo tema. Ma diciamo che quello che diceva il Presidente Olmi è un dato reale. Ecco, quello che ormai siamo a 20 anni dall'istituzione della legge del giorno del ricordo, che come sapete è stata fatta il 30 marzo del 2004, e quindi si può anche fare una valutazione di quello che è successo in questi 20 anni. Però guardando indietro nel passato, indubbiamente quello che è l'elemento tragico sono appunto queste uccisioni, ne parlava prima il Presidente Olmi, ma anche il fatto che le persone sparivano fondamentalmente, quindi non era, il terrore, la paura era dettata anche da questo fatto che se almeno una persona poi anche nel corso di questi tanti anni ha un luogo dove poter mettere un fiore, dove poter piangere i propri cari, è una cosa. A un certo punto decine, centinaia di persone sparivano e non si sapevano dove andavano, cosa succedeva. E quindi questo chiaramente era l'elemento per creare il terrore, la paura e per mettere la popolazione, e ricordiamo la popolazione che abitava in quei luoghi viene da una storia molto lunga, lì c'è stato l'impero romano, lì c'è stato per molti secoli la Repubblica di Venezia, lì si parla un dialetto istro-veneto che è molto simile al nostro dialetto veneto, e quindi l'obiettivo di fondo era quello di colpire la popolazione italiana, perché la popolazione italiana se ne andasse a quei territori, perché l'obiettivo era che quei territori diventassero jugoslavi. E sul discorso della ferocia, la ferocia purtroppo non c'è mai fine, lo vediamo anche recentemente. È chiaro che quando si parla di morti delle foibe si parla anche in senso più ampio del termine, perché per esempio ci sono state uccisioni in Dalmazia, ma in Dalmazia non ci sono le foibe, purtroppo molti dalmati sono stati annegati, altri in altre zone sono stati sono diventati prigionieri, poi sono morti in alcuni campi. Quindi quando si parla di morti per le foibe si fa un discorso di carattere generale. È chiaro che quello che dà l'elemento proprio simbolico è questo tipo di morte atroce, particolare, che vista con gli occhi di adesso va veramente una cosa tragica e tremenda. Però come dicevamo prima anche adesso abbiamo delle realtà così tremende. Però a me piacerebbe anche ricordare indubbiamente queste cose, però ricordare anche che è vero che le foibe sono state una grandissima tragedia, ma altrettanto grandissima tragedia è stato proprio l'esodo giuliano-dalmata, perché 300-350 mila persone sono venute via da quei territori, hanno dovuto praticamente azzerare la loro vita, perché chi magari aveva la casa, il lavoro, qualsiasi, anche una rete di amicizie, di conoscenze, si è perduto il tessuto sociale, quindi praticamente da un giorno all'altro queste persone hanno dovuto partire, qualche volta con una valigia, qualche volta con niente, e andare verso l'ignoto, andare verso un futuro tutto da costruire, tutto da capire,
ma con però un obiettivo importante di fondo, quello di restare italiani, quello di continuare una vita in quella che è la loro madrepatria, l'Italia, perché purtroppo le loro case ormai non erano più Italia. E questo, parlando anche con tanti esuli, ognuno ha il suo dramma, ognuno ha chi è stato più fortunato, chi è stato meno fortunato. La mia famiglia paterna, per esempio, che viene da Fiume, è stata fortunata perché ha trovato dei parenti a Trieste che li hanno ospitati in questo momento di difficoltà e poi piano piano sono riusciti a crearsi una nuova vita. Ma ne parliamo anche a Venezia, ma anche in tanti altri territori. Si parla ufficialmente di 109 campi profughi, ma ce ne sono stati probabilmente almeno 130, 140. E quindi c'è chi ha vissuto in questi campi profughi per 1 anno, per 2 anni, ma chi ha vissuto anche per 10 anni e più, quindi in una situazione di estrema precarietà, di estrema incertezza, hanno dovuto riprendere in mano la loro vita e per molti è stata una possibilità anche di integrazione anche abbastanza agevole. Nel territorio nostro veneto ci sono stati tantissimi esuli e quindi sono ripartiti, però sono ripartiti con questa grande fatica e con questa grande nostalgia del cuore della loro terra natale alla quale non potevano più ritornare. Grazie Presidente Cook per queste spiegazioni così importanti da persone che hanno vissuto in famiglia queste morti atroci, questa persecuzione, questo esodo, come diceva Cook, che non si dimenticherà mai, che viene trasmesso ai familiari, ai nipoti. Ma, Presidente Olmi, si può raccontare nelle scuole ai ragazzi cos'è il 10 febbraio? Riescono questi giovani, come diceva Liliana Segre e altre poche sopravvissute o sopravvissuti, è difficile spiegare quello che hai provato perché loro non lo possono capire fino in fondo perché non l'hanno provato, lo conoscono in parte, ognuno alla propria maniera, se la fortuna di avere in famiglia qualcuno che te lo racconta, che vivi perché è un tuo familiare, ma come si fa a spiegare ai ragazzi d'oggi nelle scuole il 10 febbraio? Prego, Presidente Olmi. Grazie Mirella, intanto saluto Cook, saluto, se mi consenti Mirella, alcuni amici del Comitato 10 febbraio che sono nel Veneto, perché come numero di iscritti abbiamo il Veneto dopo il Piemonte è quello che eccelle all'interno del Comitato 10 febbraio. Voglio salutare Massimiliano Spagnol, Luigi Sabatino, Lisa Brigantin, Bosco Lopecchie e mi fermo qui perché sicuramente mi dimenticherei qualcuno. Come si fa a raccontare? Si fa andando nelle scuole in collaborazione anche con le associazioni, le altre associazioni degli esuli, e su questo con la NVGD a livello territoriale c'è una buonissima collaborazione, collaboriamo molto attivamente e si va cercando di far passare questo messaggio. C'è che il messaggio del ricordo, della commemorazione, del fatto che queste pagine, come diceva giustamente Cook, c'è anche l'esodo, no? Perché sono stati 350.000 italiani che sono andati via, sono stati costretti ad andare via da quelle terre, quindi bisogna spiegare questa cosa. C'è una particolarità nell'esodo di questi nostri 350.000 connazionali. Io spesso e volentieri mi confronto con degli storici, con dei professori, i quali dicono va bene, ma cosa sono 350.000 persone che fuggono da un territorio a un altro e per un conflitto mondiale? C'è una piccola particolarità che però è importante. Mentre le popolazioni si spostavano con l'avanzata delle truppe militari, parlo ad esempio dei tedeschi che si ritiravano verso ovest perché avanzava l'Armata Rossa. Non dobbiamo dimenticare che l'Armata Rossa in Germania ha fatto circa 3 milioni di donne stuprate, quindi non ce lo dobbiamo dimenticare questo fatto. Quando c'erano le popolazioni italiane che fuggivano perché arrivavano le truppe coloniali francesi che hanno violentato 60.000 donne in Italia, non ce lo dobbiamo dimenticare,
questa fuga dei nostri connazionali per la stragrande maggioranza è avvenuta a guerra finita. Quindi è un fatto incredibile. Ecco qual è il fatto dell'esodo. E queste persone sono state costrette a essere esuli in Italia, dove sono state accolte male non dalla popolazione italiana, ma dai comunisti italiani, i quali non volevano che gli esuli entrassero in contatto con la popolazione e che gli esuli raccontassero quali erano state le loro vicissitudini e che il paradiso del comunismo non esisteva. Quindi il paradiso dei proletari era solo un'invenzione, era una farsa. Quindi c'è non a caso questo silenzio per tanti anni, Presidente, proprio sulle foibe, sulla narrazione delle foibe. Sulla narrazione delle foibe, poi anche Cook ci potrà insomma intervenire anche su questo argomento, è una persona molto preparata e lo saluto. È dovuto anche a un fatto di internazionali, di relazioni internazionali. Immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale Tito ha un litigio con Stalin e quindi si schiera con i paesi non allineati. Quindi era una sorta di stato cuscinetto tra l'Ovest libero e l'Est che era occupato dalla cortina di ferro. E quindi è funzionale a un certo tipo di sistema, è funzionale a un certo tipo di relazioni internazionali che le nazioni libere vogliono avere, quindi non bisognava dargli molto fastidio, tant'è che a un certo punto gli danno anche questa decorazione che ha fatto tanto discutere. Il ricordo, come dicevi tu, si fa andando nelle scuole, si fa facendo le manifestazioni, si fa mettendo i CIP. Io l'altro giorno sono andato a inaugurare un giardino a Norma Cossetto, medaglia d'oro al merito civile, una ragazza sequestrata, violentata, stuprata e gettata in una foiba ad Arezzo, quindi c'è stata questa bella cosa. L'altro giorno a Bagnoregio, in provincia di Viterbo, abbiamo inaugurato un cippo in ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli giuliani, dalmati, istriani e fiumani. Quindi queste sono le cose importanti che bisogna fare. Tra l'altro ti do un annuncio in anteprima, Mirella, perché da giornalista attenta quale sei, da collega quale sei, ti voglio fare questo, diciamo, piccolo regalo. Il 17 marzo saremo a Jesolo, in provincia di Venezia, grazie all'accoglienza del comune di Jesolo, in particolar modo dell'amico Lucas Pavanetto, e faremo una conferenza proprio dedicata ai 20 anni della legge sul ricordo. Quindi faremo il punto sulla legge sul ricordo. Abbiamo invitato altissime autorità, quindi sarà una cosa bellissima. Domenica 17 marzo a Jesolo parleremo proprio di questa cosa. E sempre continuando nel discorso del ricordo, perché bisogna anche materializzarlo questo ricordo, lanceremo le panchine del ricordo, quindi delle panchine pitturate con i colori nazionali di tricolore, che saranno dedicate ogni panchina a un esule che sia particolarmente distinto nel dopoguerra per la sua attività lavorativa nella scuola, nel mondo del lavoro, eccetera, oppure a martiri delle foibe, oppure a un martire delle foibe magari della città dove verranno messe queste panchine del ricordo. Quindi molto chiaro, Presidente, la ringrazio anche per aver dato queste anteprime, perché l'importanza è ricordare non solo il 10 febbraio, ma si deve continuare a ricordare, sperando che qualcuno ascolti queste parole, guardi queste panchine tricolore, ricordando tante persone che non ci sono più per colpa di qualcuno che veramente il territorio, il business, l'importanza dell'occupazione sempre più grande ha ucciso. Allora sentiamo il nostro Rinaldo. Vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Pronto? Niente, è caduta la linea. Allora, Presidente Cook, tante parole, libri, storie, documentari, eppure ci sono ancora persone che negano, e ne basta una per rovinare il lavoro di tanti. Queste persone che anche con i social sono devastanti perché colpiscono le fragilità. Ecco, cosa dice Presidente Cook? Perché continuiamo naturalmente a sentire, a vedere, l'ha detto anche il Presidente Olmi, ecco, non si può non parlarne. Prego. Sì, se mi permette Mirella, vorrei fare prima un piccolo addentellato, dando una notizia anch'io e anche dicendo qualcosa sul mondo della scuola.
Allora, intanto volevo dire che da oggi parte questa iniziativa del governo, che è il Treno del Ricordo. Il Treno del Ricordo sarà un museo itinerante che partirà oggi da Trieste e toccherà 14 stazioni a livello nazionale. Però lunedì prossimo, il 12 febbraio, sarà alla stazione di Venezia, al binario 14, quindi chiunque vuole andare a visitare il Treno del Ricordo lo può fare dalle 9 alle 18. Ripeta le date, Presidente Cook, perché sono molto importanti. Allora, lunedì 12 febbraio, quindi dopodomani, dalle 9 alle 18 alla stazione di Venezia, al binario 14, arriverà questo Treno del Ricordo, dove in 4 vagoni di questo treno c'è un museo anche con materiali che arrivano dal famoso magazzino 18 di Trieste, al quale questo treno abbiamo collaborato anche noi come associazione, e poi continuerà un po' in giro per tante stazioni italiane, da Milano a Torino, a Genova, a Bologna, che come sapete Bologna è stato teatro di una vicenda diciamo non buona, ecco, durante l'esodo, perché infatti il treno farà proprio quel percorso che fece nel 1947, quando il Toscana portava gli esuli da Pola, ha fatto 10 viaggi, 7 a Venezia, 3 ad Ancona. In quel famoso viaggio ad Ancona, poi quando gli esuli arrivarono ci fu un treno merci che li doveva accompagnare alla Spezia, e quando arrivarono alla stazione di Bologna c'era appunto la Croce Rossa italiana e anche l'Opera Pontificia, che aveva preparato alcuni pasti caldi e del latte per i bambini, però i ferrovieri della stazione di Bologna, soprattutto quelli più a sinistra, hanno appunto detto che se il treno degli esuli si sarebbe fermato a Bologna, entravano tutti in sciopero e avrebbero bloccato la stazione. Avete Così capito? il treno La ringrazio, Presidente Cook, di aver ricordato. Mi scusi, ma c'è questa telefonata. Mi raccomando, sì, prego, Rinaldo, veloce, perché vedi che è una puntata un po' particolare. Vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Rinaldo, Mirella, la televisione. E buongiorno ai tuoi ospiti. Io nel 49 ero a scuola, ero alla prima elementare, e a Venezia mi ricordo al Marco Foscarini, gli esuli, i dalmati, tutti gli sfollati che arrivai dalla Jugoslavia, va bene. Tanti erano a scuola con me, conosco bene, sono cresciuto con quei bambini là, perché c'era Lido, c'era Maramocco, c'era dappertutto a Venezia, li abbiamo aiutati moltissimo. E Folibe è una macchina non da cancellare, da insegnare ai fiori, cosa che ha fatto tutte le guerre della bruttura, perché tutte le guerre che ha fatto stragi, e questo non va più da succedere, specialmente nelle forme che siamo a casa nostra. Bisogna rispettarli e riconoscere queste storie che conta. Va bene, a Trieste che ne con i magazzini. Veloce Rinaldo, ti ho detto veloce, dai. Dai Mirella, è storia che racconta giusta, ti che dici. Mi sembra che se la stanno raccontando giusta, specialmente i miei ospiti. Poi chi vuole ascoltare, ascolti, e non solo sentire, perché è molto importante, perché sono veramente delle persone preziose, importanti, che sono ospiti questa mattina. Allora adesso andiamo a vedere, visto che abbiamo nominato questa donna incredibile, la signora Cossetto, questa donna meravigliosa, questa gioia di vivere, purtroppo che è finita nelle foibe. Pensate che morte atroce, viva. Allora andiamo a vedere appunto questo servizio che parla proprio di Norma Cossetto. Io mi emoziono ogni volta che nomino questa donna. Sarà perché ho visto il film, anzi l'ho visto più volte, ed è una cosa veramente incredibile, perché rappresenta tante donne, non solo Norma Cossetto, tanti uomini, tante persone, questa storia. Andiamo a vedere il servizio di Norma Cossetto.
I paesi Visinada e Santa Domenica di Visinada erano vicini, la domenica andavamo a trovare, mentre i grandi chiacchieravano in cucina, la Norma, questa signorina meravigliosa, giocava, ci faceva giocare me e mia sorella. Questo è il ricordo di Norma Cossetto da Andrea Patelli, che in quel 1943 aveva 7 anni e non sapeva ancora che da lì a poco sarebbe stato uno dei tanti profughi istriani fuggiti per non finire sotto la dittatura titina o peggio in qualche foiba istriana. E il signor Andrea, che nel frattempo ha costruito una vita di successo come farmacista a Treviso, non dimentica quella 23enne studentessa infoibata dopo giorni di violenza e divenuta simbolo di quello che è stato definito il genocidio istriano-dalmato. Io abito qui vicino e ogni giorno quando passo guardo quel cartello e mi ricorda tante cose. Un ricordo che da 3 anni qui si rinnova la mattinata prima del giorno della memoria. Qui non manca mai un fiore, ma quelli deposti dal consigliere Campora raccontano perché si sia scelta proprio questa via, pensando agli scolari che la frequentano. Abbiamo scelto questa strada per un significato simbolico, proprio perché era davanti a una scuola. E il fatto che la loro scuola sia in via Norma Cossetto numero 1, auspichiamo che possa risvegliare in loro una curiosità, una sensibilità storica rispetto alle foibe, rispetto alla storia di Norma Cossetto. Ragazzi delle elementari che hanno eseguito l'Inno d'Italia, ricevendo dal vice sindaco Manera alcune copie della Costituzione. Abbiamo ricordato una studentessa, Norma Cossetto, uccisa nelle foibe tanti anni fa, e la Carta Costituzionale rappresenta una salvaguardia ai nostri valori, i valori in cui si fonda la Repubblica, che parlano di pace, di identità e soprattutto di non guerra. Un luogo della memoria quindi questa via, che però per le moderne tecnologie che ogni giorno ci guidano non esiste. Qui c'è un problema. I ragazzi magari scopriranno perché ci passano davanti, però se uno viene qui seguendo Google non la trova. Effettivamente è una cosa che abbiamo appurato e pensavo che a distanza di 3 anni la cosa fosse risolta. Esiste nello stradario trevigiano, quindi istituzionalmente esiste, lo comunicheremo ancora una volta a Google, che è un'azienda privata che dovrà inserirlo nel suo stradario digitale. Abbiamo in linea Vladimiro da Rovigo, mi raccomando Vladimiro, veloce che devo andare anche la pubblicità, vai. Sì, vado velocemente. Allora, prima cosa, intanto le 2 guerre attualmente in corso qua vicino all'Europa, castra a pennello, per modo di dire, al discorso della trasmissione. Cioè, quei fatti storici incontrovertibili, innegabili, e anche non si può fare come che fa certi di usare il giustificazionismo, nel senso di dire che siccome i soldati italiani col generale Roata ne aveva combinato dei crudeli, come conseguenza Tito e i suoi partigiani gli ha risposto e gli ha fatto una cosa uguale. Questo non è assolutamente da dire, e sta capitando appunto a Gaza, cioè 7 ottobre Hamas ha fatto degli atti crudeli in Israele, ma questo non giustifica che gli israeliani bombardano scuole, ospedali e uccide decine di migliaia dei palestinesi. Qui esistono 2 atti orrendi e ognuno deve rispondere di quello che ha fatto. Lì la responsabilità iniziale è stata di Mussolini, che ha iniziato la guerra, e quella finale che ha chiuso tutto è stata di Tito e di suoi soldati, che ha fatto quei crimini orrendi. Un'altra cosa, e chiudo, e chiedo aiuto agli ospiti, perché è una cosa che mi riesco a capire. Mio papà era uno sloveno, nato a Muggia, avevo parenti in Istria, no? L'altra cosa che è successa nel 1947 è che la giustizia internazionale, le grandi potenze, ha stabilito che l'Italia e gli italiani dovevano rinunciare per sempre a Istria, Fiume e Dalmazia. E tutti gli italiani che vivevano là, che non avevano nessunissima colpa, hanno dovuto partire e andare via. L'Italia ha perso quelle terre per sempre, l'Italia, ma anche gli italiani non colpevoli. Adesso che è in corso in Ucraina, e chiudono, una guerra abbastanza simile, cioè i russi hanno invaso l'Ucraina e molti ucraini scappano via. Agli italiani, come agli altri, è chiesto di sostenere che questi ucraini possano tornare nelle loro terre. È giusto, ma la mia domanda è questa qua, ma perché in quanto italiano devo sostenere l'Ucraina perché gli ucraini possano tornare nelle loro terre? Però per l'Italia e per gli italiani questo non può essere possibile, cioè mi trovo in difficoltà, devo rinunciare per forza alle terre italiane dell'Istria e della Dalmazia, ma nel contempo devo sostenere gli ucraini per tornare nel Donbass. Molto per chiaro, dire, molto chiaro. Non riesco a far mettere, Vladimiro, grazie. scusami, ma devo dare assolutamente in pubblicità. Sono andata lunghissima, pubblicità, grazie Vladimiro, ti risponderemo.
È andato via la mattina presto, questo raccontava mia madre, e l'hanno deportato, è venuta giù la truppa jugoslava alla Maddalena, lui era di servizio, era appena ritornato dall'Aquila, della Croce Rossa Caporale. Della Croce Rossa, aveva la divisa che mia mamma gli ha detto non mettere la divisa perché era una confusione da matti quel periodo. E lui ha detto io non ho fatto male a nessuno, perciò non ho paura. Maria Pia Mosetti racconta così la vicenda del padre, portato via dai titini immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Era bambina all'epoca, 4 anni. La storia le è stata raccontata dalla madre e come al solito è una storia fatta anche di gesti normali, cui il finale aggiunge un ulteriore significato. Qui a Basovizza ha incontrato la donna del latte che ci portava il latte la mattina e ha detto Giustina, di a mia moglie che sono stato portato via in sbaglio. Invece no, non è stato più, non è ritornato più. L'unica colpa del papà di Maria Pia è essere italiano, ma c'è di più, anche la mamma, quando cercava di sapere qualche cosa in più sulla sorte del marito, ha rischiato e non poco. Mia madre è andata in cerca 2 o 3 giorni con la sorella di mio padre, ha visto di tutto qui, non so dove è arrivata, è venuta a casa con i piedi tutti insanguinati, mi raccontava lei. Sono venute perché hanno visto di tutto, Croce Rossa, e uno proprio slavo, qui gli ha detto se avete famiglia ritornate indietro, perché se andate avanti non tornate più indietro. Come guardare ora, 80 anni dopo, a quanto accaduto? Maria Pia, se glielo si chiede, ha un pensiero per i più giovani. Ormai solo ricordare, non portare odio, certo che, ma i giovani no, perché si va avanti sempre con cose impossibili proprio. Già è tanto un disastro nella vita. Allora, Presidente Cook, sono immagini, sono parole che fanno veramente venire i brividi. Avete visto con quanta pacatezza, ma con quanta anche tristezza, solitudine raccontano questi fatti. Sembra di vedere un film. Prego, Presidente Cook, e rispondiamo anche a Vladimiro da Rovigo. Prego. Sì, sembra di vedere un film che purtroppo è reale, talvolta la realtà supera qualsiasi fantasia. Ma volevo dire sulle 2 telefonate di prima, allora la prima ringrazio anche di aver citato il campo profughi Foscarini, che è stato il campo profughi a Venezia più importante. A Venezia ce ne sono stati 5 e il campo Foscarini è durato fino al 1955 e proprio lì dove adesso anche prima c'era un liceo, un convitto, faremo un'iniziativa a breve per ricordare quegli avvenimenti. Col Trattato di pace di Parigi, che è voluto dalle potenze, l'Italia era un paese sconfitto e quei territori, quindi Istria, Fiume e più che Dalmazia, ormai solo Zara era rimasta, sono stati il contendere di linee di confine da parte delle 4 potenze. La linea che voleva la Russia, quindi anche la Jugoslavia, era molto, cioè Trieste doveva andare alla Jugoslavia, ma anche altre zone del Friuli, e passò alla linea francese e quindi il confine è determinato dalla linea francese. Ora, per chi abitava in quei territori non c'erano grandi soluzioni. O uno restava italiano e quindi doveva andare via, c'era una sorta di diritto d'opzione dove uno poteva andare via, oppure se restava lì doveva diventare cittadino jugoslavo, quindi doveva assoggettarsi al nuovo regime, ma soprattutto non poteva più parlare l'italiano, non poteva più professare nemmeno la sua religione, perché molti istriani erano molto devoti alla Chiesa, quindi con il regime comunista la Chiesa non sarebbe stata più presa in considerazione, e quindi hanno dovuto, per continuare a vivere in libertà, perché sostanzialmente il rischio era di passare da un regime totalitario come il fascismo a un altro regime totalitario.
ma non essendo più diciamo padroni a casa loro, ecco. E quindi hanno dovuto andare via. Però c'è anche un altro fatto che volevo dire che non è molto conosciuto, che nel trattato di pace l'Italia doveva pagare tutta una serie di danni di guerra alle varie potenze e anche alla Jugoslavia. Quei danni di guerra sono stati sostanzialmente pagati con le case e le proprietà degli italiani che hanno dovuto andare via e con l'impegno, diciamo, dello Stato italiano poi in qualche modo di rimborsare, ecco, comunque di dare qualcosa, cosa che è avvenuta in maniera molto marginale e è ancora un elemento aperto dopo così tanti anni. Ecco, Presidente Cook, mi scusi, però devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, è già volata quasi l'ora della trasmissione. Qualcuno però dice, si sente parlare di Tito, di Stalin e poco di Mussolini, ma tutto parte da là. Lei cosa risponde, Presidente Cook? Io rispondo che i problemi, tra virgolette, di convivenza, diciamo, tra italiani e jugoslavi e slavi sono partiti già nell'Ottocento con l'impero austro-ungarico, perché ci sono stati degli editti dell'impero austro-ungarico che mettevano un po' gli uni contro gli altri, nel senso che gli italiani volevano, cioè, visto che è nato lo Stato italiano, aggregarsi all'Italia, gli slavi volevano invece rimanere nell'impero asburgico e da lì sono cominciate tutta una serie di problematiche che chiaramente si sono acuite con i nazionalismi, con i totalitarismi del Novecento, insomma. Quindi è chiaro che però non possiamo ridurre a un discorso di giustificazionismo il dramma e la tragedia delle foibe dell'Esodo. C'era una volontà di appropriarsi di quei territori dove c'era comunque una minoranza slava, diciamo che nella costa la maggioranza era assolutamente italiana, diciamo 90-95%. All'interno dell'Istria c'erano anche una buona presenza slava. Però era probabilmente è stato anche un elemento di aggregazione, no, dei partigiani, quello di voler fare non solo una guerra di liberazione ma anche una guerra di conquista, ecco, di territori che poi sono stati fatti con il trattato di pace. Sentiamo anche come commenta il Presidente Olmi. Prego, Presidente. Ma guarda, condivido quello che ha detto l'amico Cook. Alla metà dell'Ottocento Francesco Giuseppe ordina di di spostare le popolazioni slave che stavano all'interno di quei territori verso il mare, dove era fortissima la presenza degli italiani, e chiede di slavizzare quei territori e di germanizzare l'Alto Adige, e poi ordina di sostituire tutti gli impiegati pubblici di lingua italiana con impiegati di lingua slava in quei territori. Quindi comincia lì la compressione. Perché? Perché nel 1861 nasce lo Stato italiano, quindi gli italiani che stavano in quei territori si sentivano attratti dall'Italia, si sentivano italiani. Non dobbiamo dimenticare che noi quei territori non è che li conquistiamo così, noi quei territori ci vengono assegnati dal Trattato di pace della Prima Guerra Mondiale. Noi vinciamo la Prima Guerra Mondiale con migliaia di morti, quindi paghiamo un altissimo tributo di sangue di questa guerra mondiale, che è una guerra risorgimentale, e ritorniamo in quei territori che erano stati sempre italianissimi. Come diceva Cook, questo esercito cosiddetto di liberazione non caccia solo i tedeschi, ma fa un'opera di aggressione nei confronti di chi? Della popolazione italiana in quanto italiana, e nei confronti di tutti quegli oppositori, possibili oppositori al regime comunista, perché, come dicevo poc'anzi, nelle foibe ci sono finiti un pochettino tutti. Quindi è stata una grande tragedia europea. All'altro amico che ci ha detto, che ci ha fatto la domanda, gli dico che noi la guerra l'abbiamo perduta. Noi ci illudiamo di aver vinto la Seconda Guerra Mondiale, ma noi la Seconda Guerra Mondiale l'abbiamo perduta. Al tavolo a Parigi, al tavolo delle trattative di pace, noi siamo dalla parte dei perdenti, non dei vincitori.
Abbiamo Leone da Trebaselle, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluti tuoi. Ciao. Io penso che hai ragione tu Mirella, che tutto parte dal fascismo, perché se noi non fossimo stati fascisti, non avessimo fatto la guerra, non sarebbe successo niente, non ci sarebbero state le foibe, non ci sarebbe stato niente, noi avremmo ancora quel territorio, non avremmo perso tutte le isole del Mediterraneo, non avremmo perso la Libia, sarebbe stato un grande stato perfetto e fantastico, e invece a causa del fascismo è stato il disastro. La libertà l'abbiamo persa per sempre, questo Stato è un immenso debito pubblico, è tutto per il fascismo e c'è qualcuno che è ancora nostalgico del fascismo, ma quando imbecilli si può essere. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone, sentiamo come commenta Alessandro Cook e poi anche Silvano Olmi. Prego Cook. Diciamo che è chiaro che soprattutto la guerra è stato l'elemento scatenante di tutto. Ecco, diciamo che le colpe del fascismo vanno riconosciute e quando anche la legge parla della complessa vicenda del confine orientale dobbiamo fare una valutazione di carattere generale dal punto di vista storico. Certo la storia con i se e con i ma è sempre difficile farla e quindi è molto, molto discutibile. È chiaro che il fascismo è stato un elemento negativo, ma soprattutto la guerra, l'entrare in guerra è stato una situazione che ci ha portato veramente a questa tragedia. Poi dobbiamo dire che se vogliamo proprio fare una valutazione storica, che effettivamente i nostri poi cosiddetti alleati, quelli che poi diciamo la Francia, quelli che sono stati alleati dopo l'8 settembre, un po' ce l'hanno fatta pagare, ecco, diciamo questa cosa, anche sulla base del trattato di pace, perché ci sono stati dei momenti dove alcuni alleati hanno puntato per avere subito Trieste all'Italia e per avere tutta una parte dell'Istria all'Italia, altri non erano d'accordo, c'è stata tutta una trattativa e poi chiaramente lo strappo di Tito da Stalin è stato determinante successivamente, perché ricordiamo che col trattato di pace del 1947 rimaneva ancora in ballo Trieste, che non era ancora stata assegnata a nessuno, e neanche un'altra parte comunque interessante e significativa dell'Istria. C'era stata una dichiarazione tripartita da parte di Inghilterra, Francia e Stati Uniti che queste due zone dovevano, questo già nel 1948 diciamo, queste zone dovevano passare all'Italia diciamo in tempi molto rapidi. Lo strappo di Tito ha portato Tito a non essere per l'Occidente un nemico assoluto, ma poteva essere una zona cuscinetto tra le due, tra la cortina di ferro, e quindi questo si è procrastinato più avanti fino al 1954 con il memorandum di Londra e poi anche questa parte della zona B, quindi stiamo parlando della Capodistria, Pirano, tutta quell'area del nord occidentale dell'Istria è stata ceduta anche quella alla Jugoslavia e quindi c'è stato un altro esodo, perché quelli che hanno abitato in quei territori fino al 1954 ancora speravano che quei territori passassero all'Italia, rimanessero all'Italia, cosa che così non è stata. Quindi l'esodo è stato un dramma che è cominciato proprio dal 1945, ma si è protratto fino anche alla metà degli anni 50. Per fortuna dico io, Presidente Cook, che abbiamo salvato Trieste, perché abbiamo perso dei territori splendidi, meravigliosi. Non so, quando guardate questi territori pensate erano nostri, poi ci hanno diviso alla torta, la famosa torta che c'è sempre durante questi trattati che fanno, però mi dispiace molto perché erano proprio territori italiani. Allora, Presidente Olmi, come ci saluta, ormai siamo in chiusura, io non so come ringraziarvi di queste presenze molto importanti, perché la storia va raccontata anche da chi la sa, dagli addetti ai lavori,
perché già abbiamo una confusione, Presidente Olmi, con la guerra Ucraina-Russia, chi è stato a partire, chi non è stato a partire, sempre là siamo. La colpa di chi è, ognuno passa il cerino, però poi esplodono queste guerre micidiali. Prego, Presidente Olmi. Guarda Mirella, intanto invito l'amico Leone a non cadere in queste situazioni che sono tipiche di chi cerca di sminuire o di negare le foibe e l'esodo. Cioè, dare la colpa tutta al fascismo è molto semplice, no? C'è lo zimbello del fascismo da buttare avanti e quindi non si va però invece a scavare nelle profonde ragioni di quelle situazioni che sono accadute. Quindi dico all'amico Leone provocatoriamente, se non entravamo in guerra probabilmente andava come diceva lui, ma se noi avessimo vinto la guerra, invece, se il fascismo avesse vinto la guerra, ti faccio una provocazione, Mirella, è una semplice provocazione, quindi storica, perché da storico, da giornalista, se mi consenti, faccio anche queste battute. Quindi magari l'amico Leone potrebbe approfondire ancora di più gli argomenti e vedrebbe che purtroppo i problemi del confine orientale nascono da lì. Nascono dalla unità dell'800 e dall'irredentismo, dalla voglia degli italiani di riunirsi alla madrepatria. E concludo dicendo molto semplicemente una cosa, Mirella, tu hai toccato un argomento che è Norma Cossetto. Non c'è solo Norma Cossetto, ci sono tante donne che purtroppo vennero violentate sistematicamente e gettate nelle foibe, e vorrei ricordare che il 4 e il 5 ottobre ci sarà la 6ª edizione della manifestazione Una rosa per Norma Cossetto, che è nata a Viterbo questa manifestazione grazie all'amico Maurizio Federici, e che l'anno scorso è stata celebrata in 345 città italiane nel mondo, e molte città erano del Veneto, quindi a merito della Regione Veneto di avere questa grande partecipazione. Ricorderemo Norma Cossetto il 4 e il 5 ottobre, ricorderemo con lei tutte le donne che vengono ancora purtroppo oggi violentate e abusate sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Grazie al Presidente Silvano Olmi, Presidente Nazionale Comitato 10 febbraio, collegato con noi da Roma. Speriamo di vederla anche qui vicino a noi in Veneto, visto che ci viene spesso, come ha ricordato. Grazie Presidente. Allora, prima di salutare anche un altro Presidente, Alessandro Cucca, andiamo a Trieste, Norma Cossetto. Penso che questo minuto di silenzio sia dovuto, sia doveroso. Diritti e doveri, doveri e diritti, però ricordare, io penso che sia fondamentale, ma soprattutto trasmettere questa storia atroce ai nostri giovani tramite la scuola, è là la cultura per un mondo migliore. Cosa ne pensa Presidente Cook e come ci saluta? E grazie per questo minuto di silenzio. Prego. Vi saluto con una nota positiva, cioè il rapporto col mondo della scuola che è sempre più intenso. Io adesso, finita appunto questo incontro, vado nel Trevigiano, vengo a Montebelluna perché l'Istituto Levi ha organizzato uno spettacolo teatrale scritto e organizzato dagli insegnanti, dagli studenti. Lo fa già da alcuni anni, è un nuovo spettacolo e quindi questo significa che il rapporto col mondo della scuola è estremamente vivace. E esiste ed è in corso anche quest'anno un concorso regionale fatto appunto dalla Regione Veneto per le scuole sui temi del Giorno del Ricordo.
e quest'anno è proprio dedicato alle donne di Istria, Fiume e Dalmazia, dall'Esodo al Giorno del Ricordo, e quindi invito anche le scuole a partecipare a questo concorso, perché solo attraverso il rapporto col mondo della scuola possiamo far conoscere questa pagina di storia italiana alle nuove generazioni. E ringraziamo anche questo. Alessandro Cucca, vicepresidente nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e presidente comitato provinciale Venezia Giulia e Dalmazia. Grazie veramente Presidente anche lei di essere stato con noi per cercare anche di fare un po' di chiarezza, ecco, di far capire l'importanza di sapere, conoscere la storia, quella vera, quella che è veramente accaduta. Poi ognuno può fare le proprie riflessioni, ma la storia è storia e i numeri sono numeri. Grazie ancora Presidente Cook, e posso dirle buona giornata, grazie. Non so, ma io lo dico lo stesso, buona giornata e grazie. Pubblicità. Altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza, e come non farlo venire, ma dice sempre di sì e lo ringrazio, il dottor Sergio Tazzer, giornalista e scrittore. Avremo poi anche una telefonica con Peppino Ortoleva, storico, non è ebreo, che ci racconterà. Abbiamo collegato anche da Mogliano Pietro De Cleva, che racconterà il suo vissuto da esule, non vuole fare polemiche, giustamente, bravo De Cleva, non servono le polemiche, serve raccontare la storia, che è molto importante, che è anche oltretutto De Cleva maestro del lavoro, e avremo anche una telefonata con un 94enne, uno dei 300 sopravvissuti esuli, il signor Nevio Coric. Perciò è una mattina molto effervescente, fatta da persone competenti, da persone che sanno quello che dicono perché qualcuno l'ha provato e che hanno studiato la storia, perché per parlare bisogna anche conoscere e far capire l'importanza di conoscere la storia. Allora, dottor Tazzer, inizierei proprio da lei. Ecco, come iniziando? Da dove partiamo adesso? Potremmo partire da un vecchio detto che dice che quando nell'osteria dei Balcani manca la luce, ognuno tira fuori il proprio coltello. Ma io direi di partire da Jajce. Jajce è in Bosnia-Herzegovina. Il 29-30 novembre 1943 la seconda sessione del Consiglio antifascista, che si trasformò in Parlamento di guerra, quando Tito divenne il padrone assoluto sostanzialmente del movimento antifascista, fu addirittura eletto maresciallo, e a Jajce fu chiaro e disse Trst je naš, Trieste è nostra, che ribadì poi il 12 settembre del 1944, in precedenza era stato a incontrare Chelsea, quando disse Tvojega noćemo, svojega mi ne damo, cioè l'altrui non vogliamo, il nostro non diamo. Con questo dicendo noi vogliamo la Venezia Giulia, addirittura fino al tagliamento. Perché lo disse? Era talmente sicuro dell'appoggio internazionale perché il 12 agosto precedente a Napoli aveva incontrato Winston Churchill, e Churchill fu sempre, l'Inghilterra fu sempre dalla parte di Tito, soprattutto quando si accorse che il movimento monarchico di Draža Mihajlović faceva il doppio gioco, e quindi obtorto collo si alleò con Hitler, mandò addirittura suo figlio come ufficiale fra gli ufficiali di collegamento, e l'Inghilterra fu quella che sostenne sostanzialmente Tito, anche dopo, soprattutto dopo la scomunica da parte di Stalin del 1948. Come sappiamo, Tito volle che fosse costituita il quarto corpo d'armata, e lo affidò a uno dei generali più giovani e più bravi, che era Peter Drapšin, che era un reduce della guerra di Spagna. Questo Peter Drapšin ebbe l'ordine di puntare direttamente su Trieste, riuscì a sconfiggere i tedeschi a Fiume, addirittura di tralasciare la liberazione di Zagabria, ma di arrivare prima a Trieste, tant'è vero che arrivarono il 1° maggio assieme al 9 Corpus dei partigiani sloveni a Trieste, e un paio di giorni dopo arrivarono i neozelandesi di Freiberg. Allora sentiamo anche Pietro De Cleva,
Esule, sono partita con la canzone di Sergio Endrigo, Esule, la nave partirà. Prego De Cleva, eccolo qua. Eccolo qua, ma fatemi domande che mi rispondo. Sì, racconti la storia di Esule, visto che lei ha anche specificato, racconta il suo vissuto di Esule, l'abbiamo invitata apposta, è quello che vogliamo sapere, visto che i nostri presidenti, prima avevamo parlato di questo esodo, che bisogna parlarne di più, lei è una rappresentanza questa mattina, prego De Cleva. Sì, venimo da come già ha iniziato il dottor la storia è lunghissima, parte da molto distante, i preparativi erano già ben lievitati l'8 settembre del 1943 quando succede il patatrac famoso, e ecco che lì combinazione a Visignano Veneto, sì, a Visignano d'Istria dove io sono nato, e c'era la Cresima quel giorno ed eravamo in festa, famoso col vescovo di Parenzo, e tutta la piazza, grande festa, mezzogiorno finisce il tutto, suonano le campane e la gente si ritira nelle proprie case. Invece al pomeriggio, verso le 5, risuonano le campane perché era arrivata la notizia dell'armistizio. E allora tutti credevano di far festa, in realtà è iniziata la tragedia. Ecco, e non l'ho detto prima, io quei giorni là compivo gli 8 anni, perché sono 135, e ecco che un attimo dopo la grande festa per l'armistizio comincia la tragedia, perché già si sente l'ingresso dei banditi, li chiamavano così quella volta, l'ingresso dei banditi, e difatti alla sera, alla notte comincia la tragedia a Visignano, in Istria, chiamiamo dove vogliamo, e difatti arrivano le prime brutte notizie e la gente comincia a scappare, a nascondersi. Nel caso nostro il posto più vicino che si riteneva sicuro era Trieste, e Trieste in realtà dopo un po' di giorni cercano di semplificare le cose, mettere pace, dice no, non succederà niente, eccetera, eccetera. Ecco che le donne, le nostre mamme, le nostre vanno a Trieste a portare i messaggi di pace, e questi, chiamiamoli fuggitivi, iniziano a rientrare, e qui inizia il racconto, la realtà della mia famiglia. Rientrano, il giorno dopo li imprigionano nella sala da ballo, famosa sala da ballo di Visignano d'Istria, e li alloggiano in modo così. E là siamo al 12 di settembre, li portano, dopo la sala da ballo, li portano nelle stalle in mezzo al bosco, e piano piano si comincia la marcia verso le foibe. Il tutto, sta roba, veniva chiesto alle famiglie, era l'unico modo per farlo, di portare da mangiare ai prigionieri. Ecco che io a 8 anni, con la borsa, con la sporta, come volete chiamare, andavo e portavo da mangiare a mio papà e mio zio, che erano imprigionati. E questo si svolge il tutto per quella ventina di giorni, finché al 4 di ottobre, che è il giorno di San Francesco, patrono d'Italia, li liberano, e qui si potrebbe raccontare un po' le varie versioni, per i motivi perché vengono liberati. Una delle cose sicure è perché i vari caporioni lì non avevano visto che non erano proprio così, come posso dire, pericolosi sti banditi. O feroci. Feroci. E in realtà
il giorno del patrono d'Italia, il 4 ottobre, ritornano in piazza a Visignano con grande festa e ringraziamenti al patrono d'Italia. Così. E qui Senta, De Cleva, facciamo anche una parentesi. Quando lei rivede queste popolazioni che scappano, sempre per le guerre naturalmente, ecco, cosa prova? Perché continuiamo a vedere questi esodi di persone che non c'entrano niente, di persone che si vedono costrette a fuggire. Ecco, cosa prova lei proprio da esule, De Cleva? Quello che provo, la reazione che ho è quello appunto che non guardo più la televisione e reagisco in modo tutto mio, immagino, a tutte queste storie e il mondo come ci racconta bugie, cioè come costruisce di volta in volta secondo gli obiettivi che hanno, perché anche qui nel caso nostro si potrebbe subito a risalire, come diceva prima il dottor Tazzer, lì con le scritte tutte sulle nostre case. Il primo bigliettino che è arrivato a casa mia era dovete, non è che era una preghiera, devo scrivere Trieste e Verona sono nostre, cioè Trstena e Vrne e Nas. Ecco che l'Italia fino al tagliamento, tutte quelle cose là, tutte le case erano tappezzate di quelle scritte obbligatorie. Grazie De Cleva, sentiamo anche adesso come commenta questo storico Tazzer. Prego, dottor Tazzer. Certo, Trst INAS, Trieste è nostra, ma è quello che si sapeva. Lo si sapeva dal 44, dal 43, non soltanto perché lo diceva Tito, ma anche perché lo dicevano parte dei partigiani del Nono Corpus o di quelli italiani aggregati al Nono Corpus, i garibaldini per esempio, autori della strage di Porzus, non dimentichiamolo, ecco, i quali sostenevano appunto che parte del Friuli o il Friuli, la Slavia Veneta sicuramente avrebbero dovuto far parte della Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, come poi nacque sostanzialmente. E quando noi poi perdemmo la guerra, dimenticammo che esisteva l'Istria, che esisteva questo discorso molto importante e molto controverso. Noi ricordiamoci che in Istria, Trieste, nelle zone abitate da mistilingui, da sloveni, da croati, ne abbiamo combinate peggio di Bertoldo per certi versi. Ricordiamoci, partendo dall'incendio dell'Istituto di Cultura sloveno, all'Hotel Balkan di Trieste nei primi anni '20 e poi andando avanti con l'imposizione forzata della lingua italiana, i processi sommari da parte del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, prima alla resistenza slovena con le fucilazioni a Basovizza e poi quelli del Tigre. Tigre significa Trst, Istra, Gorica e Rijeka, tradotto Trieste, Istria, Gorizia e Fiume, che era un'organizzazione segreta, terroristica, come la consideravamo noi italiani, ma che comunque loro volevano l'indipendenza e l'autonomia delle loro regioni. Ricordo, dato che trasmettiamo da Treviso, che i fucilati del 1941, dopo un processo sommario a Trieste, furono trasferiti nottetempo nel cimitero di Fontane di Villorba, qua alle porte di Treviso, dove furono sepolti in una fossa comune, salvo poi nel 1900, subito dopo la liberazione, essere disseppelliti e traslati a Trieste, e questi sono eroi nazionali sloveni sostanzialmente. Allora andiamo a vedere, adesso andiamo a Trieste, questo programma del giorno del ricordo della Premier Giorgia Meloni. Andiamo a vedere e a sentire.
Tele4 e TV12 Udinese TV seguiranno in diretta domani la presenza a Trieste in occasione del giorno del ricordo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, già alle 9:30 durante la parte finale di Sveglia Trieste. Alle 10:30 Meloni sarà a Basovizza per la solenne cerimonia alla Foiba. Con lei 5 ministri: Antonio Tajani, esteri e vicepresidente del Consiglio, Sangiuliano, cultura, Ciriani, rapporti con il Parlamento e Abodi, sport. È previsto che Giorgia Meloni prenda la parola durante la cerimonia, probabilmente dopo il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini. Meloni, terminato l'omaggio a Basovizza, si sposterà quindi in stazione, dove alle 13 sarà inaugurato il treno del ricordo, allestito con una mostra multimediale a bordo, curata anche dall'IRCI e che percorrerà il paese per arrivare a Taranto il 27 febbraio. Anche in questa circostanza è previsto che Meloni pronunci un discorso. Al momento non è confermata la presenza del primo ministro al Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata per visitare le masserizie degli esuli custodite fino a qualche anno fa al magazzino 18. Dovesse tenersi, la tappa consentirà alla Meloni di percorrere la bretella del Porto Vecchio, che verrà così disvelata. Andiamo a sentire anche cosa ha detto il presidente Sergio Mattarella il giorno del ricordo al Quirinale. Le foibe e l'esodo hanno rappresentato un trauma doloroso per la nascente Repubblica, che si trovava ad affrontare l'eredità gravosa di un paese uscito sconfitto dalla guerra. Quelle vicende costituiscono una tragedia che non può essere dimenticata. Non si cancellano pagine di storia tragiche e duramente sofferte. I tentativi di oblio e di negazione o di minimizzare sono un affronto alle vittime, alle loro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione. No al negazionismo, sì al ricordo di un dramma che ha segnato decine di migliaia di italiani. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che resterà negli annali per il gesto storico alla Foiba di Basovizza, dove strinse la mano all'omologo sloveno Borut Pahor, e una volta in più, in occasione del giorno del ricordo, la voce istituzionale che sgombra il campo da dubbi sulle vicende storiche dell'esodo e delle foibe, di quel muro di silenzio su questi temi ormai abbattuto. Un misto di imbarazzo, di opportunismo politico e talvolta di grave superficialità si formò intorno alle terribili sofferenze di migliaia di italiani, massacrati nelle foibe o inghiottiti nei campi di concentramento, sospinti in massa ad abbandonare le loro case, i loro averi, i loro ricordi, le loro speranze, le terre dove avevano vissuto, di fronte alla minaccia dell'imprigionamento, se non della eliminazione fisica. Dunque una precisazione importante, soprattutto per quei tanti che solo da poco tempo sono venuti a conoscenza di questa parte della storia italiana per troppo tempo dimenticata, cioè il fatto che gli infoibati furono in tantissimi casi persone che nulla avevano a che fare con il fascismo, l'unica colpa quella di essere italiani. Le sparizioni nelle foibe o dopo l'internamento nei campi di prigionia, le uccisioni, le torture commesse contro gli italiani in quelle zone colpirono funzionari e militari, sacerdoti, intellettuali, impiegati e semplici cittadini che non avevano nulla da spartire con la dittatura di Mussolini, e persino partigiani antifascisti, la cui unica colpa era quella di essere italiani, di battersi o anche soltanto di aspirare a un futuro di democrazia e di libertà per loro e i loro figli, di ostacolare l'annessione di quei territori sotto la dittatura comunista. Allora, De Cleva, abbiamo sentito come sarà il programma della Premier Giorgia Meloni, abbiamo sentito questo grande presidente, per me, che se non ci fosse dovremmo inventarlo, Sergio Mattarella, che parla di pace, di convivenza. Lei come commenta? Ecco, cos'è il giorno del ricordo per lei fatto dalla politica, senza entrare in polemica? Ecco, cos'è per lei, De Cleva? È bellissimo perché la domanda è d'attualità, è già da qualche anno. Ecco che per noi veri istriani, la riscoperta del giorno la riscoperta, la creazione del giorno del ricordo, tutte queste robe qua, per noi
è stato come un momento quasi di disturbo, scusi la parola un po' forse pesante, ma perché per noi veri istriani il credo era quello che diceva sempre mia mamma: è stato il destino, se sta il destino, e lì finivano tutti i discorsi. In realtà questa riscoperta mi può far piacere, perché vedo che la seconda, terza generazione sta continuando e sono contento, ma nello stesso tempo ci ha creato come uno disturbo, perché noi non siamo mai andati a Roma a protestare, cortei di qua, cortei di là, piazze, ce la siamo messa via, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo ripreso la risalita, ecco che siamo andati di nuovo in rampa di ascensione, ci siamo creati una nostra nuova vita e lì finiva. Adesso invece tutte queste cose, no, non lo voglio chiamare chiasso perché ci tengo, ma tutte queste mi fanno piacere, nello stesso tempo mi ricorda tutti quei tempi che abbiamo passato, tutta quella, mamma mia che roba. Però De Cleva, come diceva Elena Cecchettin, se non fai rumore il ricordo non c'è, la storia non si capisce, noi siamo un popolo che ha bisogno di rumore per svegliarci, tanto è vero che il mio programma si chiama Sveglia Veneti, ecco, sperando che qualcuno si svegli. Se non fai rumore, cosa dice dottor Tazze? Proprio si dorme, si sonnecchia e non si vuole svegliarsi da quella che è la realtà invece che tu devi conoscere e affrontare. Sono perfettamente d'accordo, io ho cominciato a scrivere questo è del 2008, si figuri, ma me ne sono occupato molto. Facciamo vedere, dottor Tazze. Sì, questo Tito i rimasti, la difesa dell'identità italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, un libro assai vecchio, è stato ristampato e devo dire che mi ha consentito anche di avvicinarmi ancora di più, già conoscevo la realtà, di avvicinarmi alla realtà dell'esodo, degli esodati e non soltanto quelli istriani. Non dobbiamo dimenticare per esempio gli zaratini, i dalmati, lì non c'erano foibe, per esempio i Luxardo furono annegati nel mare Adriatico con una pietra al collo sostanzialmente, i Luxardo quelli del Maraschino, e poi anche gli Spalatini e gli altri dalmati che furono vittime di repressioni sanguinosissime, di uccisioni, lì non c'erano foibe. Foibe noi le consideriamo perché sono quelle cavità che noi conosciamo e che venivano addirittura richiamate da canzoncine popolari prima della Grande Guerra, tipo questa, In fondo alla foiba, una canzone patriottica pisinese. Da Dante la favella mia mamma m'ha insegnato, per chi sei la più bella che al mondo che se sta, e per difendere questa il sovenir la lega convien che ognuno s'appresta a fare il suo dover. Oh mia cara patria, mio dolce Pisin, mio nonno cantava quando ero piccinin, me par de vederlo là in fondo al castello, che sempre il diceva a questo e a quel, attenzione, fioi miei, chi offende Pisin la pagherà, in fondo alla foiba finirà il dovrà. Invece poi in fondo alla foiba di Pisino andarono moltissimi italiani purtroppo, sia dopo l'8 settembre del 43 ma sia dopo, soprattutto dopo l'arrivo delle truppe di Tito, la discesa dalle montagne dai boschi dei partigiani di Tito, ecco, dove ci fu veramente la caccia diffusa all'italiano. All'italiano ormai l'italiano era considerato fascista, italiano uguale fascista, e quindi doveva essere eliminato. Abbiamo il telefono per Pino Ortoleva, che vi ho detto prima, storico, ha specificato bene, non è ebrea. Buongiorno Ortoleva, grazie di questa telefonica molto importante, la stiamo ascoltando, la storia è storia, i numeri sono numeri, ma qualcuno fa fatica a riuscire a capire qual è la storia vera, perché come diceva giustamente, e condivido tantissimo quello che ha detto De Cleva, ecco, non la guardo la televisione perché, ecco, ognuno la interpreta alla propria maniera, ognuno racconta la sua storia, mentre la storia dovrebbe essere storia. Non so se riusciamo ad avere ancora, ho sentito una linea cadere purtroppo.
Lo sta richiamando, stiamo richiamando. Allora De Cleva, cosa dice? Ecco anche quello che ha letto il dottor Tazzer, queste storie, queste canzoncine, ma che rimangono impresse specialmente a un bambino. Lei aveva 8 anni, ma da come la racconta sembra che la stia rivivendo. Prima ho detto si sta guardando un altro film. Prego. No, allora io avevo 8 anni ed è logico che abbiamo vissuto in quel momento dove noi consideravamo di essere stati liberati in questo caso dalla 10ª MAS e dalle truppe tedesche, perché il fuggi del 48, no del 48, dell'8 settembre del 43, scusa, è noto a tutti. Ecco che in quel periodo lì, dopo appunto il giorno del 4 ottobre, è perché stavano entrando le truppe dei tedeschi e hanno liberato anche per quello i nostri prigionieri. Ma De Cleva, quello che io voglio capire, come si viveva a 8 anni questa tragedia? Si riusciva a capire, oppure era come una cosa che non riuscivi proprio a metabolizzare, cioè la realtà era diversa da quella che tu facevi? Come la vive un bambino, un esodo, una guerra? Ecco, queste deportazioni, ecco, questo andavo a portare da mangiare a mio papà, a mio zio. Ecco, come la viveva? Come la vive un bambino? Perché noi la vediamo tutti i giorni i bambini che vivono questo. Allora, intanto siamo cresciuti più forti e più impermeabili di fronte, specialmente coi tempi moderni. Ci fa un pochino innervosire quando sentiamo tutti queste moine fatte con questi poveri bambini. Quella volta siamo cresciuti forti e sani, in silenzio, perché nessuno parlava, ogni porta era una spia, era meglio sta zitti, lì siamo riusciti a sopravvivere, e dopo con la fuga. Ma quello che diceva il dottor Tazzer, tutti quei fatti lì sono continuati purtroppo dopo, mentre in maggio è finita la guerra, al 10 di febbraio del 47 firmano la pace e destinano le nostre terre, perché io sono uno dei tanti che siamo 2 volte italiani, ecco. E recentemente con il Don Bulesic, che il Papa lo ha fatto abbiamo scoperto che tutti quei fatti là sono successi nell'agosto del 47, dopo la firma del trattato di pace. Pensi lei quante tragedie che sono state in Istria in silenzio. Quello che ha detto il dottor Tazzer, io quando nelle normalità, quando ci sono presente, non parlo mai di foibe, anzi mi dà quasi fastidio, perché c'erano altri modi di far sparire la gente. Lui ha fatto riferimento a Zara, il mare, le boe, le maone erano quelle che trasportavano la bauxite e trasportavano anche i cadaveri, noi cadaveri, prima di essere cadaveri, e dopo li buttavano dentro. E da noi c'erano le cave di bauxite dove la gente spariva. Ecco, le foibe fanno parte della storia, adesso che tutti parlano di foibe, in realtà la maggioranza è sparita in altri modi. Sentite come sta raccontando Pietro De Cleva da esule, da bambino. Sembra, dottor Tazzer, quasi quasi, sentendo parlare De Cleva, non voglia ricordare quel bambino. Va oltre, passa la mano, perché sono ricordi troppo terribili, lo sta raccontando. Abbiamo Livio da Padova, De Cleva, poi ritorniamo perché devo dare la parola anche ai telespettatori. Vai Livio. Sì, molto veloce. Ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti che sono dei conoscitori veramente della storia. Dunque, una mia curiosità, perché per tanti anni si è taciuto sulle foibe, su queste cose aberranti? I motivi saranno parecchi, eccetera.
ma diciamo lì ci sarebbe voluto da parte del popolo, del popolino, di noi tutti, diciamo così, una pressione più forte per cercare di parlare di queste cose, perché fanno parte della nostra storia, e questo non c'è stato. Allora probabilmente c'era qualcuno che, forte di questa nostra diciamo debolezza di non volerne parlare, ne ha approfittato per i propri interessi, politica, istituzioni, eccetera. Ma i maggiori colpevoli di tutto questo silenzio chi sono? Si potrebbe dare un nome, a coloro che non sono intervenuti per far conoscere subito questa nostra storia drammatica. Grazie. Allora Livio, prima abbiamo sentito proprio sulla domanda che tu hai fatto sia il presidente Silvano Olmi che il presidente Alessandro Cucca, che hanno dato la loro versione. Casomai se rivedi la puntata vedi, ma sentiamo anche la versione del dottor Tazzer e poi del maestro Pietro De Cleva. Prego, dottor Tazzer. Rispondo a questa telefonata. Sì. Si è trattato di opportunismo politico e di grave superficialità politica. Subito dopo la guerra, per la sinistra italiana, soprattutto i comunisti, Tito era il modello da cui guardare, e quello che faceva e che aveva fatto Tito assolutamente era perfetto. Dopo il 1948, quando ci fu la scomunica da parte e l'espulsione, la scomunica di Stalin verso Tito e l'espulsione della Jugoslavia dal Cominform, Tito divenne simpatico agli occidentali grazie soprattutto all'Inghilterra, e Tito ovviamente doveva mantenere in piedi questa Jugoslavia che era stremata e doveva ricostruirla. Si rivolse tranquillamente all'Occidente ed ebbe affari con l'Occidente, soprattutto anche con le nostre fabbriche. Io ricordo che moltissime imprese, industrie trevigiane lavorarono per mettere in piedi, che so, i bar, gli alberghi, fabbriche addirittura. Iniziò l'import-export del legname, l'esportazione di beni di consumo italiani verso la Jugoslavia, e quindi l'economia, business cominciava a salire, diciamo, dal profondo della foiba e quindi si decise sostanzialmente, non c'era la televisione, non c'erano le televisioni private, non c'era la controinformazione che c'è adesso. L'Italia mise una coperta, non dico una pietra sopra, ma una coperta. Questa coperta è stata tolta 20 anni fa, si può dire, anche prima dobbiamo ammettere, 20 anni fa con il voto quasi unanime, eccetto Rifondazione Comunista, alla istituzione della giornata del ricordo. Sentiamo anche, siamo riusciti a collegarci con Peppino Ortoleva, storico. Ecco, non so se è riuscito a sentire questi dialoghi, dottor Ortoleva. Ecco, questo Livio che dice, ma io vorrei anche capire. Ecco, prego Ortoleva. Ma è assolutamente vero che per molti anni la questione diciamo foibe fu tenuta viva quasi solo da alcune figure, in particolare dell'estrema destra. Il resto c'era una quasi unanimità, diciamo, legata anche alla guerra fredda. Tito faceva comodo agli americani in quel momento e non solo ai comunisti italiani. Quindi c'era una forte tendenza a mettere tutto a tacere e, ripeto, per molto tempo furono pochissimi a parlarne. Quello che è cambiato è stato in parte con la caduta del regime titino, quindi stiamo parlando sostanzialmente di 30 anni fa, e il lavoro di alcuni storici molto coraggiosi, giovani, anche di sinistra, non necessariamente di altre posizioni politiche, che andarono a fare una ricerca sui documenti e a scoprire quello che era veramente successo. E poi fu stabilito il giorno del ricordo. Io non amo moltissimo questa espressione, perché il giorno del ricordo si sovrappone molto, anche fa confusione con la giornata della memoria del 27 gennaio dedicata alla Shoah.
in particolare, ma non solo, ebraica. E questa riscoperta, diciamo, delle foibe corrisponde anche alla riscoperta di una italianità di una parte importante di quella che è oggi la Slovenia e soprattutto la Croazia. Una riscoperta che non deve essere revanchista o sciovinista, è semplicemente l'Europa, soprattutto l'Europa dell'Est, è fatta di tanti gruppi di nazionalità differente. Dottor Ortoleva, mi scusi se faccio questa parentesi, però questo esule che abbiamo ospite questa mattina, Pietro De Creva, dice si è dato molto risalto alle foibe, ma non so, mentre ci sono altre realtà che voi non conoscete, che non vi hanno raccontato, queste morti atroci fatte in altre maniere, ecco, sono degli invisibili, non si sa. Come risponde dottor Ortoleva? Ma è assolutamente, la storia va avanti per scoperte successive, quindi è inutile pensare che sappiamo tutto. Ci sono pezzi di storia che sono stati negati a lungo e che in parte sono stati nascosti, in parte semplicemente sono stati dimenticati perché la documentazione si è persa. Quindi dire ci sono tante altre cose da scoprire è sempre giusto, ma non deve svalutare quello che si è scoperto. Sentiamo, aspetti dottor Ortoleva, cosa ne pensa, che mi piace questo dibattito. Pietro De Creva, esule, prego De Creva. Sì, sto ascoltando con curiosità e anche col sorriso, perché sento delle cose che cioè, parliamo di 80 anni ormai di storia. Ecco che in 80 anni, mentre prima stavate commentando come sta cosa era stata dimenticata, o almeno da parte delle due, chiamiamole, correnti dominanti in Italia, erano state così messi in silenzio in un angolino. E lì si dimostra con gli ultimi fatti dell'ultima morte di uno degli ultimi, come nella storia quel signore ha passato 4 fasi: prima della guerra, durante la guerra, dopo la pace e dopo la morte. Ecco che quello ci dà un momentino proprio la realtà di come si sono svolti i fatti nel mondo, cominciando dal maresciallo Tito, che da nemico numero 1, infoibatore, eroe nazionale, premiato con medaglie, e alla fine del gioco basta, non dico altro. Cioè... No, è stato molto chiaro De Creva, tanto è vero che vediamo anche questa medaglia a Tito, ecco perché la storia va ricordata, cosa è successo, andiamo a vedere e poi commentiamo e salutiamo anche il dottor Ortoleva che è collegato con noi. Allora andiamo a vedere questa onoreficenza e poi sentiamo cosa ne pensa il dottor Ortoleva e poi salutiamo. Sì. Rispetto agli altri anni, al momento non si registrano le polemiche che di solito caratterizzavano le settimane immediatamente precedenti il giorno del ricordo da parte di personaggi magari esclusivamente in cerca di una certa visibilità. In realtà della questione in senso lato magari si è parlato perlomeno in un paio di occasioni in sede parlamentare. In commissione alla Camera si è affrontata la questione della revoca dell'onorificenza concessa al maresciallo Tito alla fine degli anni 60 dall'allora Presidente della Repubblica Saragat. La discussione ha provocato scintille. Il vicepresidente della Camera, il meloniano Fabio Rampelli, ha accusato di negazionismo il deputato triestino del Partito Democratico Gianni Cooperlo, che era intervenuto contro la revoca. Cooperlo ieri, nella dichiarazione di voto in merito ad un ampliamento della legge sul giorno del ricordo, così ha risposto a Rampelli. Nessun negazionismo e nessuna rimozione da parte nostra di quelle pagine tragiche, di quei crimini scolpiti. Il punto è che il presidente Rampelli non si fa scrupolo di vergare frasi violente quanto profondamente false.
E siccome oramai anche i giuri d'onore sembrano rispondere per voi a una logica di possesso, a me non resta altro oggi che rivolgermi a quest'Aula con la modestia e l'onestà di una storia per dire che su questi banchi non siedono negazionisti di sorta. Semplificando, le opposizioni hanno contestato come l'impianto del testo di legge voluto da Fratelli d'Italia, partendo da un dato specifico, i crimini commessi da Tito, arrivi ad una sintesi troppo generica. Ieri ancora, sempre nelle dichiarazioni di voto di cui sopra, l'intervento dell'onorevole meloniana Nicole Matteoni di fatto ha tratteggiato veementemente il silenzio cui, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche oltre, in sostanza fino all'istituzione della legge sul giorno del ricordo, sono stati costretti giuliani, istriani, fiumani e dalmati. Erano pochi che all'inizio alla foiba di Basovizza andavano a portare un fiore, allora ancora non riconosciuta come monumento nazionale. In silenzio per paura di rappresaglie, in silenzio perché se dicevi qualcosa eri solo un fascista, in silenzio perché è stata colpa loro di quelle vittime. Vedete, è difficile trovare un solo motivo valido sul perché gli istriani, giuliani, fiumani e dalmati siano dovuti rimanere in un doloroso silenzio per decenni, perché ad esempio a Bologna abbiano ricevuto insulti, offese e provato dolore e vergogna al loro passaggio alla stazione dei treni, perché Marinella a 3 anni sia morta di freddo al campo profughi di Padriciano. Allora, dottor Ortoleva, come commenta e come ci saluta? Caduta la linea. Allora, mi dispiace perché volevo sentire anche come, ma sentiamo il dottor Tazzer come commenta, storico. È un fatto storico che quando il treno dei profughi che arrivavano dalla stazione di Ancona doveva fermarsi per essere rifocillato alla stazione di Bologna, latte caldo eccetera, non tanta roba, l'Italia era povera, la CGIL minacciò lo sciopero di treno, quindi dovette procedere verso l'interno della pianura padana, verso le caserme piemontesi. L'abbiamo sentito anche nella prima parte. Sì. E quindi sappiamo. Ecco, io mi permetto un ricordo di una persona che non c'è più, che ha fatto moltissimo per sollecitare il ricordo degli esuli fiumani, istriani, fiumani e dalmati, che fu l'ex magistrato Lucio Tot, che fu a lungo il presidente dell'associazione Venezia Giulia Dalmazia. Lui è morto ed è stato assai probabilmente il personaggio chiave che ha fatto cambiare idea e soprattutto ha fatto avvicinare il mondo politico fino ad allora distratto e disattento alla grande realtà storica, politica e sentimentale che è quella dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Allora abbiamo in linea, non abbiamo più il dottor Ortoleva, che saluto se non riusciamo più a ricollegarci perché è una mattinata molto movimentata, ma abbiamo Nevio Corice, appunto uno dei 300 sopravvissuti, esule, 94enne. Allora grazie Nevio Corice per questa telefonata. Ecco, lei da esule come vive oggi questa giornata del ricordo? Prego. Io sto seguendo le numerose trasmissioni, fortunatamente dopo quel lunghissimo silenzio che c'è stato, e ripenso un po' a quei fatti lontani e alla mia città che è Fiume, al quale io ho ancora profonda nostalgia. Pronto? Sì, la sento bene Corice, la sento bene. Sì. Mi dica, ecco, questa è la mia giornata di oggi e se ne sta giustamente parlando di un avvenimento che a lungo si è calato il sipario per evidenti ragioni, soprattutto di carattere politico, perché soprattutto per l'ostilità della nostra sinistra politica e per la pavidità di chi ci governava. Adesso le cose forse stanno cambiando, anche perché gli anni passano e quindi si tratta di spezzare ancora quella catena di odio che ha diviso molto e di fare, secondo una nuova visione, una di quelle terre che sono ricche di storia,
e di tradizioni che non si possono dimenticare. Senta, Coric, una cosa che noto sentendo lei, sentendo anche Pietro De Cleva, che vi esprimete in maniera pacata, vi esprimete sperando che la storia sia riconosciuta quella che è nella realtà. Invece mi sembra che dalla parte della politica ci sia, di fronte a queste immani tragedie, a queste morti incredibili, ancora uno contro l'altro. Ho ragione io, hai ragione tu. Invece voi state spiegando e raccontando, voi che avete vissuto da esuli questa tragedia, che siete riusciti a superare questo gap, perché parlate di pace, di serenità, ricordando naturalmente, perché la storia va ricordata, ma non con quell'accanimento, con quella sempre di mettere uno contro l'altro. Cosa dice? Ma non so, io non ho capito molto la cosa, no? Io credo che sì, oggi è il periodo che vanno superati questi contrasti che ci sono stati per trovare delle comuni azioni di fare sulle nostre basi culturali, di creare una nuova atmosfera più serena e più costruttiva. Guardi, ecco. La ringrazio perché ha capito benissimo la mia domanda e la ringrazio di questa risposta e ringrazio di questa telefonata. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie caro Coric, grazie 94enne, ma avete sentito, lo rivivono come fosse ieri, ma proprio con questo superamento di questa realtà terribile che hanno affrontato, sperando che arrivi la serenità e che tutti vadano d'accordo e riescano veramente a dialogare serenamente. Grazie Coric. De Cleva, come commenta lei? Sono d'accordo, mi pare di essere nelle risposte così. Difatti quando ho esordito ho messo subito in evidenza come diceva mia mamma, perché di fronte a tutte queste domande di curiosi, ma qui nel caso nostro si è svolto bello, tranquillo, pacatamente, ma appena si va in piazza, allora io oggi parlo da casa perché ho una sindrome influenzale e allora mi hanno così chiesto se volevo fare questo intervento da casa, ma appena si va in piazza si va a scontrarsi specialmente con le persone che amate per bene, subito alle domande quelle proprio che io le considero sciocche, ma quella volta se quell'anno non andava, non faceva, e io chiudo subito con la piazza e dico no, mia mamma diceva che se sta il destino e lì finisce tutto il gioco. Inutile che rinvanghiamo se quello lì non andava, se questo non faceva, se quello diceva. Mamma mia, fioi. E allora abbiamo cercato tutta la vita di dare l'esempio sia agli altri, ma specialmente a casa nostra, ai nostri figli, ai nostri nipoti, e l'unico modo è quello lì, rimboccarsi le maniche e lavorare come faceva il bravo istriano. E anche scusi, prima che ha detto non li ho dimenticati, sai, i dalmati e quelli là, anzi i fiumani. Io recentemente sono stato, nel 19 ai 100 anni a Fiume, combinazione, ecco che ricordo tutti quei momenti belli, non solo l'Istria, tutto. Così il dottor Tazze sa, non mi sono dimenticato. E signora, non so se ho risposto, ma perché... No, ha risposto molto bene. Ecco, sentiamo anche il dottor Tazze che interviene, prego. Ecco, a proposito di Fiume, si può dire che non fu una pulizia etnico-politica, ma una pulizia etnica, per il semplice motivo che quando arrivarono il 3 maggio, ossia 2 giorni dopo la liberazione, l'occupazione di Trieste, e quando arrivarono le truppe partigiane di Tito a Fiume il 3 maggio del 1946, si scatenarono
chiaro, prima di tutto contro i vecchi fascisti, e questo è comprensibile, non giustificabile, si capisce, ma soprattutto si scatenarono contro gli elementi e i dirigenti del partito autonomista fiumano e fecero subito fuori i vecchi capi del partito, Blasic, Sinčić, Škull, Baucer, De Hainal e Rubinic. Come vedete sono tutti nomi che non sono di origine latina o italiana, e soprattutto Rubinic fu ammazzato perché era il vecchio presidente del movimento autonomista liburnico. La Liburnia è l'area fiumana sostanzialmente, quindi azzerarono la classe dirigente che riteneva che fosse importante un'autonomia per Fiume. Fiume apparteneva fino alla fine della Prima Guerra Mondiale al Regno d'Ungheria ed era il porto di Budapest, pensate, si parlava in gran parte italiano, non faceva parte né della Dalmazia né dell'Istria, era qualcosa di particolare e appunto a Fiume i partigiani comunisti di Tito vollero azzerare qualsiasi idea che non collimasse con la loro visione. Allora andiamo a vedere questo servizio sempre a Trieste, presentazione programma Giorno del Ricordo. Adesso parte, un attimo di pazienza. 12. Dodici. 21 giornate, 24 eventi distribuiti in vario modo, una partecipazione molto ampia di tutte le associazioni. Il Comune ha presentato stamani alla stampa il programma di iniziative organizzate per il Giorno del Ricordo il 10 febbraio e che di fatto ruotano attorno alla cerimonia solenne alla foiba di Basovizza, inizio ore 10:30, che Tele4 seguirà in diretta già durante Sveglia Trieste. Fra le molte iniziative che compongono il programma e che inizieranno già giovedì 8 febbraio per chiudersi il 23 marzo, vanno segnalate anche l'apertura del Museo di Padriciano, convegni, presentazioni di libri, momenti di approfondimento e concerti al Tartini. Il Giorno del Ricordo, per la sua stessa natura, rappresenta anche la possibilità di riflettere sulle foibe, l'esodo e quanto di drammatico e sconvolgente ne scaturì. L'assessore Rossi, presentando gli appuntamenti, ha inteso rivolgere un pensiero a Trieste e al ruolo che esercitò presso gli esuli. Dobbiamo dire grazie però a Trieste, alla nostra città che ci ha accolti, che ha fatto la parte più importante, non solo coi campi profughi, ma avendoci dato anche un lavoro, un futuro. Il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardo Salbertini ha invece sottolineato la necessità di dare seguito ad una indiretta indicazione di Francesco Cossiga, che nel novembre del 1991 fu il primo presidente della Repubblica ad inginocchiarsi a Basovizza. E il giorno dopo dichiara: avrei voluto venire prima ma non me l'hanno permesso. Bisognerà assolutamente approfondire, bisogna capire quali sono state le forze che hanno impedito. E Cossiga dà delle indicazioni, dice quella pseudocultura democratica che per 40 anni ha tacitato. Quindi c'è un lavoro che va fatto perché quella pseudocultura democratica è ancora presente in quelle varie iniziative che tentano di spacciare come verità interpretazioni assolutamente fasulle. Resta l'incognita riguardo la presenza di Giorgia Meloni. La Premier sarà certamente a Trieste sabato per la partenza a mezzogiorno del Treno della Memoria, un convoglio di 6 carrozze che percorrerà il paese raccontando le vicende delle nostre terre, assieme ad una nutrita componente la squadra di governo. Si parla dei ministri Sangiuliano, Valditara, Obodi e Ciriani. Difficilmente il primo ministro sarà a Basovizza, anche perché venerdì 9 Meloni sarà impegnata nelle celebrazioni romane del Giorno del Ricordo fra Palazzo Chigi e il Quirinale. A quest'ultima, fra l'altro, invitato dal Capo dello Stato, sarà presente anche il sindaco di Piazza. È assai poco probabile che il primo ministro riesca a raggiungere Trieste nella serata di venerdì per pernottarvi ed essere in grado di raggiungere Basovizza in tempo per l'inizio della cerimonia di sabato mattina. Allora, sentiamo come ci saluta Pietro De Cleva,
maestro del lavoro, naturalmente, dobbiamo dirlo, meritato, ecco, ma soprattutto ringraziandola di questa chiacchierata che abbiamo fatto con pacatezza. Io spero, ecco, di dare quello che tutti vogliono, ecco, pacatezza, serenità e non scontri. Prego, De Cleva. Grazie, ha già detto tutto lei. Faccio una battuta, mi fa diventare rosso, nel senso perché ricevere tutti questi complimenti non me li merito. Volevo ringraziare io il dottor Tazzer con degli interventi che ha fatto, ma c'è un sacco di roba che non abbiamo nominato, perché dei confini orientali della patria, come li hanno chiamati dopo, non li chiamavano così quelli che abbiamo nominato prima, e lì c'è molto da dire. Gorizia, Ossari, promesse fatte e non mantenute, che ho scoperto recentemente che quel trattato per portare a casa qualcuno nell'ossario di Gorizia ormai è saltato in silenzio tra i due governi, non l'attuale. Ecco, scusi, basta se no vado troppo avanti. No, ha fatto bene. Vi ringrazio io e mi scuso del modo, perché non... No, va benissimo, De Cleva, anzi ringrazio ancora, e i complimenti sono meritati. L'unica cosa che mi sembra strana, che non si renda, ecco, che sia perplesso di fronte alle promesse fatte dalla politica e non mantenute. È una vita che fanno questo, De Cleva, tante promesse, ma quelle mantenute veramente, forse se le contiamo su una mano, sono anche troppe. Grazie veramente a Pietro De Cleva di essere stato con noi, questo esule che ha raccontato la sua storia, la sua vera storia, dalla parte di chi l'ha vissuta. Dottor Tazzer, come ci saluta? Niente, sì, con una buona giornata, che questa giornata del ricordo, non buona giornata, anche perché è una giornata grigia, che questa giornata del ricordo serva a riflettere su quella che è stata una pagina della storia che deve essere ancora scritta completamente. Lo diceva De Cleva ed è questa la verità. Bisogna con pazienza, senza tentennamenti però, andare avanti e scoprire, dare spazio ad ascoltare ai tanti studiosi che si sono dati da fare in tempi non sospetti. Penso, mi viene in mente a Raoul Pupo, perché il professor Raoul Pupo di Trieste, e quindi avere pazienza, tralasciare magari certe ricostruzioni fantasiose di parte da destra e da sinistra, e proseguire in questa scoperta o riscoperta di una storia che riguarda ancora tante famiglie italiane. Grazie, veramente grazie anche al dottor Sergio Tazzer, giornalista e scrittore, storico, soprattutto di essere stato con noi e di aver detto anche la sua storia, quella che lui ha studiato e ha letto. Grazie, pubblicità. Sono Francesco Cagliari-Pinto, ringrazio Villa Margherita Inclusiva e quindi la Mirella Tuzzato per questo invito. Sono molto contento di aver partecipato a questa mostra fotografica dal tema ricordare. Ricordare perché mi fa venire in mente due cose. Prima è che moltissime delle nostre esperienze sono delle esperienze negative, da cui noi riusciamo a cogliere moltissime soluzioni per quello che sarà il nostro futuro. E un'altra cosa è perché ricordare ci fa pensare che nella nostra vita, dove noi abbiamo un momento in cui ci sentiamo sempre molto forti, invincibili, invece ad un certo punto capiamo che esiste anche la fragilità. Ecco, noi dobbiamo ricordare di questa nostra fragilità che può arrivare improvvisamente e può cambiare radicalmente la nostra vita. Per questo
Io ringrazio di far parte di un'associazione culturale e artistica che si chiama Artificiolini, in particolare la sezione Pennelli Divini. Siamo un gruppo di pittori e io ritengo che l'arte in questo senso possa dare un grandissimo contributo, perché arte significa anche benessere, perché l'arte non può guarire, ma sicuramente può dare un grande contributo per la consapevolezza di poter cambiare e modificare il nostro stato di salute e in particolare il nostro benessere. Con Mirella stiamo cercando di organizzare prossimamente degli incontri, dei meeting su questo argomento, che spero possa essere interessante e possa contribuire a migliorare la salute e il benessere di tutti noi. Grazie. Allora ringrazio e saluto il dottor Francesco Calia Di Pinto, chirurgo ma anche artista. Pensate la passione, ma soprattutto le parole che ha detto in una giornata come questa del ricordo. Vale la pena di ripetere: ricordare, ricordo, le fragilità. A 360 gradi questa parola non finisce mai, una parola importantissima. Saluto anche Claudio Borgia, vice sindaco a Montebelluna, con tantissime deleghe, ma soprattutto una persona umana, lo dico io perché se lo merita tutto, che è riuscito a raggiungere il cuore delle persone per l'umanità, e le persone lo hanno corrisposto perché ha avuto dei numeri incredibili, è stato un outsider nelle elezioni e ha vinto lui, perché forse la vicinanza delle persone, della gente è fondamentale e poi la gente lo riconosce e vota. Grazie anche a Claudio Borgia. Allora, dottor Di Pinto, abbiamo a tutti visto... e grazie Mirella per le bellissime parole. Grazie, no, meritate. Io dico ognuno quello che merita, e se non lo merita non lo invito di sicuro. Allora, dottor Di Pinto, ecco, questo ricordare, far capire l'importanza dell'arte e del benessere, anche raccontare è un'arte. Ecco, io ho avuto degli ospiti questa mattina veramente incredibili, dove sanno raccontare la storia perché l'hanno vissuta, e l'arte tu la puoi raccontare se la senti, se la vivi, se la interpreti. Prego, dottor Calia Di Pinto. Allora, mi riallaccio a quello che tu hai detto adesso, dicendo questo: l'arte fa bene alla salute. E fa bene alla salute anche di chi le esercita, quindi già in questo senso c'è una prima risposta. Partirei anche proprio dal concetto di salute, cioè che cosa vuol dire salute? Salute viene definita uno stato di completo benessere psichico, fisico e mentale, anche in assenza, e non solo assenza di malattia, e questo ce lo dice l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non è il dottor Calia Di Pinto che dice una cosa del genere. E questo quindi mi fa pensare come in realtà il benessere significhi stare bene. Quante volte noi conosciamo delle persone che non hanno alcuna malattia, che stanno benissimo, che però non sono felici? E questo cosa significa? Significa stare bene? No, non è benessere. Oppure tante volte noi abbiamo, e possiamo ricordare, tanti esempi di persone che hanno delle difficoltà fisiche, difficoltà psichiche, che però hanno trovato una strada e hanno trovato un'armonia che li fa star bene, quindi hanno una sorta di armonia che vuol dire benessere, vuol dire star bene. Quindi bisogna cercare di capire cosa vuol dire benessere veramente, e in questo senso come l'arte può aiutare a trovare questa situazione. Sentiamo anche Claudio Borgia, che ringrazio, perché pensate, oggi per lui è una giornata importantissima, anche come vice sindaco, come assessore, ma soprattutto riuscire a capire e a interpretare la storia. Prima, Borgia, ho avuto questi esuli dove dicono: noi non vogliamo risse, anzi hanno fatto i complimenti in questa trasmissione per la pacatezza con il quale si è affrontato il problema. Su casi drammatici, su migliaia e migliaia di morti, qui non dovrebbe esserci sinistra o destra o passare il cerino, dovrebbe essere un ricordo fatto a 360 gradi, ma nella massima onestà
e pacatezza, proprio per rispetto di queste persone che hanno tanto sofferto e continuano a soffrire, perché una parte della storia è stata anche nascosta per intrecci politici. Prego Borgia. Guardi, io sono del 1986 e sono stato uno di quelle ultime generazioni che ha scoperto delle foibe casualmente, perché quando facevo il liceo classico di pomeriggio andavo da un mio compagno di scuola che era Marco Verbano, che adesso fa l'avvocato, e mi ricordo che insomma durante proprio questi giorni suo papà, il dottor Verbano, commercialista di Montebelluna, accendeva questa piccola candela e io non capivo dove, insomma, metteva anche una rosa, insomma non capivo per quale motivo. Allora sono venuto a conoscenza di questa tragedia dalle parole del dottor Verbano, esule, istriano, che mi ha raccontato e mi ha aperto assolutamente la mente riguardo a questa tragedia. Perché? Perché a scuola non se ne parlava. Io mi ricordo che una delle mie prime battaglie su questo tema, perché è da quando ho 15 anni che cerco di fare di tutto perché questa pagina strappata della storia torni a essere riscritta e soprattutto sia presente nei libri di scuola, nelle piazze, tra la gente, perché questa deve essere una tragedia che accoglie tutti e soprattutto unisce tutti. Ricordo che facemmo una prima conferenza stampa con un Garzanti, dove alla parola foibe c'era scritto solamente nel dizionario intersezione carsica. Ecco, questa era la situazione di quegli anni. Oggi ovviamente dopo tanti sforzi da parte di molti la situazione è cambiata, se ne parla a scuola finalmente, ci sono premi. Tra l'altro a Treviso, una delle scuole, ho letto questa mattina, delle scuole primarie di Treviso ha vinto un premio nazionale sul tema delle foibe ed sono stati accolti dal nostro presidente Mattarella. Ecco, proprio in questi giorni, anche da presidente provinciale di un partito, ho chiesto a tutti i militanti e a tutti gli iscritti di Fratelli d'Italia di partecipare quanto più possibile a tutte le manifestazioni istituzionali senza nessun tipo di simbolo di partito, perché questa deve essere una tragedia e soprattutto una parte della nostra storia che è stata dimenticata, che non deve avere connotazione politica, perché tutti devono capire quanto in quel territorio, sul confine orientale, i nostri italiani sono stati infoibati, mandati via con la sola colpa di essere italiano. Questo da parte di chi? Da parte dei partigiani comunisti titini, che hanno fatto una vera e propria pulizia etnica. Ecco. Su allora questo andiamo a Venezia, andiamo a vedere, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Questo giorno, ricordo delle foibe, andiamo a Venezia, numero 8. Nella solenne cornice del piazzale dedicato ai martiri giuliani e dalmati delle foibe a Marghera si è svolta una toccante cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento ai caduti delle foibe, resa ancora più significativa dalla presenza delle autorità cittadine e di diversi bambini di alcune classi elementari. In un clima di commosso ricordo, i rappresentanti delle autorità hanno reso omaggio ai martiri, rinnovando il giuramento di non dimenticare mai il sacrificio e la sofferenza di coloro che hanno perso la vita in quei tragici avvenimenti che hanno segnato la storia del nostro paese. È una cerimonia sempre molto emozionante, partecipata, un momento in cui la comunità si stringe attorno al ricordo di coloro che furono costretti ad abbandonare le proprie case, la propria terra, coloro che furono uccisi davvero in maniera atroce. Tra gli illustri partecipanti si sono distinti alcuni testimoni diretti di quella tragica pagina della storia italiana, come Carlo Zohar di Castenegger, nato a Zara nel 1932, la cui testimonianza personale ha contribuito in modo significativo a preservare e diffondere la memoria delle atrocità delle foibe e dei martiri che vi persero la vita. Un fratello è finito nelle foibe appena finita la guerra, dopo l'occupazione jugoslava, lo hanno prelevato
detto fascista, non aveva ancora 16 anni. Morte, case e terre perse. Anche il prefetto di Venezia, Darko Pellos, è un testimone di questa storia. I genitori erano esuli istriani. Mio padre era di Pirano. E oggi mi fa piacere di poterla raccontare, ma soprattutto quello che voglio ricordare, oltre ai miei genitori, il fatto che della dignità di questo popolo istriano, giuliano, dalmata, perché si sono ricostruiti una loro esistenza in questa terra, soprattutto nel Veneto, chi ha potuto essere ospitato in questa terra, e hanno confermato il legame indissolubile tra la Repubblica Serenissima, la Repubblica di Venezia, e quelle terre che parlavano veneto, conoscevano che cos'era il Leone di San Marco, sapevano che cos'era la libertà. Allora, dottor Calia Di Pinto, abbiamo sentito queste persone pacate che partecipano a queste cerimonie molto importanti, le associazioni. Poi vediamo una politica rissosa, specialmente in Parlamento, eppure Claudio Borgia, anche lui parla che bisogna essere pacati, bisogna più che altro ascoltare, non gridare. Non è il giorno del rumore, dovrebbe essere il giorno della riflessione. Ecco, cosa ne pensa, dottor Calia Di Pinto? Allora, sono d'accordo, nel senso che quello che noi notiamo, ma ormai da un po' di tempo, è che sia nella politica ma in qualsiasi manifestazione del quotidiano noi viviamo il grande proclamo, viviamo la grande enfasi e questo è il motivo per cui quando vogliamo determinare o affermare qualcosa cerchiamo di farlo sempre con il chiasso, perché il chiasso ti evoca una risposta che è immediata, è una risposta molto forte, è una risposta emotiva che probabilmente attrae subito il pubblico. Cosa diversa è una risposta pacata, perché la risposta pacata è una risposta che ti induce a pensare, a riflettere e quindi forse anche a trovare delle soluzioni, che sono le soluzioni migliori. La rissa, il grido ti dà una grande risposta emotiva, ma probabilmente non ti dà la soluzione migliore, perché è una soluzione dettata da quel momento, da quell'emozione e da questa situazione psicologicamente non di armonia e di intelligenza. Però devo anche dire che i grandi artisti, i grandi pittori che abbiamo avuto, i grandi scultori, sapevano interpretare anche le guerre, le uccisioni, i tradimenti, il sangue, e quando tu guardavi o guardi questo quadro non gridi, non urli, anzi rifletti. Ecco, riuscivano a fare questo. Borgia, com'è la politica non riesce a fare questo e delle volte è proprio un can che la gente cambia canale, non vuole ascoltare, queste urla che non servono a niente. Prego Borgia. Guardi, quando ci sono, parlo per quanto mi riguarda ovviamente, quando ci sono in ballo idee e valori, quando hai dedicato parte della tua vita, anzi buona parte della tua vita alle battaglie politiche, è ovvio che succede che uno insomma si possa scaldare. Ma questo non deve essere, come dire, la normalità, perché bisogna parlare civilmente, pacatamente. Anche io ogni tanto purtroppo discuto, ma sempre cercando di trovare, insomma, ed ascoltare soprattutto l'interlocutore e trovare delle soluzioni comuni o soprattutto un punto di incontro. Talvolta non si riesce, è ovvio che io per primo so benissimo che la signora Maria che ci sta ascoltando, se ci vede litigare, cambia canale e fa bene, perché noi in politica dobbiamo cercare di portare più soluzioni ai bisogni della gente e meno discussioni e meno litigate, perché alla fine siamo pagati, siamo anche, come dire, votati per cercare di trovare soluzioni per migliorare la qualità di vita dei cittadini, non per baruffare in televisione. Questa è sinceramente la mia opinione. Poi, per non parlare di tragedie e di giornate come queste, dove, come hai detto giustamente tu Mirella, altro che rumore, ci vuole rispetto, silenzio e cercare di ricordare le nostre vittime e insomma tutto quello che è accaduto in quegli anni orrendi. Un'altra cosa, Borgia, molto importante è capire dove andremo a parare con questa politica. Ci sono tante elezioni quest'anno, tanti comuni, però siete al governo,
ma avete i nemici in casa. Come girate l'angolo c'è il nemico pronto per prendere voti. Meloni va da una parte e Salvini va da un'altra, tanto è vero che è abbastanza irritata la Premier su questo. Lei cerca di lavorare bene, cerca di fare il suo lavoro. In una coalizione ci dovrebbe essere il rispetto, ecco, ritorniamo nel rispetto della coalizione, ma l'etica. Mi sembra che quando assistiamo a queste sedute in Parlamento veramente non è che gli esempi siano così positivi che ci fanno voglia anche di votare, di andare alle urne, dicono ma la popolazione si allontana sempre di più. Ecco, cosa vuole dire? Lei invece che prende tante preferenze, tanti numeri, quanto è importante invece ascoltare più che agire in momenti veramente drammatici come quello del nostro paese che sta attraversando in questo momento, con la povertà che aumenta, con famiglie disperate che hanno perso i loro figli. Dopo vedremo le immagini anche di Villa Margherita, questi genitori sempre pacati, Borgia, che raccontano le loro storie drammatiche, abbandonati, soli, che vogliono giustizia. Ecco, cos'è la giustizia? Cos'è la vita umana per la politica? Perché poi i giudici applicano le leggi, ma le leggi vengono fatte in Parlamento, è il Parlamento che legifera. Prego, Borgia. Guardi, vale il concetto che ho detto prima. Intanto io sono abituato a non chiudermi nel palazzo delle istituzioni, quindi nel municipio, ma stare in mezzo alla gente. Quando posso, al mattino presto vado nei quartieri, vado a fare i sopralluoghi, parlo con la gente, vado nei mercati, vado nelle piazze, e questo mi aiuta a rimanere a contatto con le persone con i piedi per terra, perché per quanto alto tu possa arrivare, per quanti incarichi tu possa avere, devi sempre cercare di tenere i piedi ben saldi e non perdere mai il contatto, come dicevo appunto prima, con la gente. Giorgia Meloni è un esempio su questo. Lei oggi rappresenta tutti gli italiani, è il Presidente del Consiglio, non rappresenta solo un partito o solo milioni di elettori, ma rappresenta tutti gli italiani, e il suo ultimo obiettivo è sempre solo quello: pensare al bene e al benessere soprattutto degli italiani. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare tutti. Dobbiamo ricordarci come forze politiche che la gente, l'ho detto anche prima, i cittadini ci votano non per le baruffe, non perché dobbiamo farci vedere litigiosi, ma ci vota innanzitutto perché il buon governo del centrodestra 9 volte su 10 è apprezzato, soprattutto nei tanti municipi dove governiamo insieme, ma soprattutto perché non pensiamo a discutere, a litigare come è successo in passato ad altre forze politiche, ma perché cerchiamo di trovare soluzioni. Tante volte ci riusciamo, altre meno, però questo è il mio mantra in generale, ma non solo da rappresentante di Fratelli d'Italia, ma proprio da militante politico e da rappresentante delle istituzioni, perché il giorno in cui io perdo il contatto con la realtà e quindi non succederà mai, potessi mai montare la testa, ecco, è lì il giorno che non hai più consenso e non hai più rapporto con la gente, che ovviamente ti abbandona, non ti sostiene più, non ti vota più, non ti permette più di poter lavorare per i cittadini. Allora andiamo a vedere anche le immagini di Villa Margherita inclusiva. Le associazioni abbracciano le associazioni, di queste associazioni che finalmente hanno deciso di fare rete, dottor Calia Di Pinto, mettersi assieme per avere giustizia, per essere ascoltati. Ma sono drammi enormi. A Borgia dico solo della famiglia Battistetti, che lui conosce molto bene, di questo ragazzo morto sul lavoro, che devono veramente rivivere con queste udienze in tribunale lunghe, eterne, che non passano mai, questi momenti drammatici, che si sentono soli, sì, hanno le persone che qui vediamo attorno, però la politica dovrebbe essere più vicina. Hanno perso un figlio in maniera incredibilmente atroce e terribile.
Oppure quella mamma che ha detto: ho perso il figlio, un nipotino di 4 anni, mia nuora deve ancora trovare un posto di lavoro, ecco, nessuno si fa sentire. O la mamma di Davide che ha perso questo ragazzo meraviglioso in un incidente stradale e nessuno si fa vivo, neppure per chi dire come stai. Ecco, la politica non è diventata dipinto, troppo cinica, troppo... Lei è un chirurgo, nel momento che va in sala operatoria ha in mano questa vita e lei sa l'importanza di questa vita. Fuori ci sono i familiari che aspettano, la delicatezza anche nell'esprimere poi e nel raccontare quella che è stata l'operazione, come è andata, la delicatezza perché c'è un ascolto dall'altra parte. Prego. Sicuramente, io quello che dico è che ci deve essere, ecco, quello che a noi manca è la filosofia e la politica dell'ascolto, perché questo vale per tutti noi, ma vale in particolare per la politica. A me spiace dire, però secondo me nella politica ci dovrebbe essere una grande istruzione, una grande formazione. In questo senso mi viene in mente la pedagogia, di cui ti accennavo prima. Cioè, la pedagogia è proprio quella scienza dell'educazione che riflette nell'esperienza educativa e cerca di trovare quali sono i criteri per migliorare le persone e migliorare i comportamenti. E praticamente è un'arte che crea un nuovo linguaggio e secondo me la politica in questo senso deve trovare dei nuovi linguaggi con cui riuscire a parlare con tutti, ma specialmente con le persone che hanno più bisogno. Associazionismo, io lo trovo fantastico perché grazie a queste forze noi riusciamo a dare risalto e dare forza a chi forza, risalto, pensiero, no, forse pensiero sì, anche tanto, ma parole ne hanno, ma non hanno la forza di poterle... Perché sono soli e divisi. Perché sono soli e divisi. Abbiamo Giuseppe da Villorba. Ciao Giuseppe, ben arrivato. Salve, buongiorno a voi Mirella. Volevo intervenire un attimo sulle cose, sul racconto delle foibe del giorno della ricorrenza. Ascoltate, ma io vedo una contraddizione, no? La guerra infame del fascismo e di Hitler, eccetera, eccetera, che ha portato il disastro, e questo è vero. Però noi italiani, dalla Libia... Il buon Gheddafi ci ha fatto scappare, ha mandato via 300.000 italiani in mutande. In mutande hanno lasciato là tutto, se c'era qualcosa che funzionava, erano tutte le cose fatte dagli italiani. E con la liberazione della Jugoslavia, i titini, anche là, hanno fatto scappare via tutti questi 350.000 esuli che si consideravano italiani, li hanno fatti scappare in mutande, è vero? Ma noi perché italiani dobbiamo subire sempre così? Adesso non gli andiamo grane, però bisogna riconoscere questa storia degli infoibamenti che è una tragica morte per tutti, ma gravissima, senza cuore, senza niente. Poi io voglio dire a questo punto che ho fatto il militare a Trieste, un anno sono stato a Trieste e proprio in centro alla Brigata Sassari. Mi ricordo che quando uscivo in libera uscita in città tutti i triestini ci ammiravano, ci guardavano, ma ero io solo veneto, diciamo, o più di pochi, perché la Sassari è composta da tutti sardi. Ma sapete che quando fra un sorrisetto, un bicchiere di acqua, perché noi militari dovevamo bere non vino, c'erano degli uomini triestini che si avvicinavano e dicevano meno male, dicevano che ci siete voi, lo dico con un po' di tremore, che ci siete voi con questa, come soldati, meno male che siete qui a Trieste, noi ci sentiamo sicuri, un po' protetti da da quella dittatura
dittatura titina comunista che era tremenda contro di noi. Grazie Giuseppe, devo andare avanti, non ce la faccio, ma sei stato molto chiaro. Allora, prima di rispondere a Giuseppe con Borgia, andiamo a vedere questa conferenza foibe. In occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo istriano, la città di Bassano dedica a quei tragici eventi una targa commemorativa. Affinché il ricordo delle vittime delle foibe, degli esuli della regione Giuliano-Dalmata e delle tragiche vicende del confine orientale sia sempre presente. Questo è il testo scelto per non dimenticare quanto accaduto dal 1943 al 1947 in quelle terre che furono italiane. Diciamo che all'insegna della memoria è importante riattualizzare, cioè dare un significato a questi eventi luttuosi che sono successi. La targa è stata posizionata in via Vittorelli. Lo svelamento è fissato per sabato prossimo alle 10:45 e sarà preceduto dall'orazione ufficiale affidata allo storico Denis Vidale. Dopo lo scoprimento, l'onore ai caduti e la deposizione di una corona d'alloro. In caso di maltempo, la cerimonia sarà spostata nella sala dell'armamento di Palazzo Pretorio. Allora, Vice Sindaco Borgia, come commentiamo e come risponde al nostro Giuseppe da Villorba? Prego. Sì, rispetto a quanto detto dal telespettatore, credo che in generale il nostro governo, ma la nostra Giorgia Meloni, come dicevo anche prima, deve cercare in tutti i modi di tutelare i nostri cittadini italiani all'estero e soprattutto in difficoltà, come stiamo vedendo anche in questi giorni. Purtroppo il passato ci ricorda ad esperienze bruttissime che ci hanno messo veramente in serie difficoltà, perché abbiamo perso tantissimi italiani in varie tragedie, tra cui appunto questa delle foibe, e quindi dobbiamo tutti quanti ricordarci che abbiamo un patrimonio comune, culturale, umano, abbiamo un ricordo comune, una memoria condivisa, e dobbiamo batterci quotidianamente per ricordare ovviamente tutti i nostri fratelli che purtroppo sono stati in molti casi uccisi dalle barbarie di qualcuno. È ovvio che nel futuro spero che tutto ciò non accada più, perché è veramente una ferita aperta, e tutti noi, secondo me, militanti politici, qualsiasi schieramento, ci dobbiamo ricordare una bellissima frase di Nazario Sauro, che dice che saremo sempre, ovunque, prima di tutto italiani. Ecco, questa credo che sia una di quelle frasi che dobbiamo stamparci nella mente quando rappresentiamo le istituzioni e quando rappresentiamo la nostra bellissima Italia. Specialmente con l'arte, che ne abbiamo tanto. Adesso vediamo anche queste foto di quadri del dottor Francesco Calia Dipinto, per far capire anche l'importanza tramite l'arte di raccontare la storia, le emozioni, le vicissitudini. Prego, dottor Dipinto. Sì, no, mi rifaccio un po' a quello che ha detto il telespettatore prima. A me una cosa che amareggia è noi non facciamo mai esperienza della storia, la storia è la nostra più grande insegnante. Io ritengo che sia fondamentale tutto questo. Noi dobbiamo capire che gli sbagli del passato che sono ricaduti su di noi non è giusto che ricadano su nessuno, e secondo me questo è fondamentale. La politica in questo deve aiutare, perché deve sicuramente gestire, organizzare sia dal punto di vista logistico, organizzativo, ma prevalentemente dal punto di vista sociale. Sono certo che mancano i mezzi, mancano le risorse,
però un popolo civile come il nostro deve riuscire ad arginare anche questo problema. L'arte io spero che sia un grande mezzo di comunicazione e spero che alcune di queste opere, come le opere di tanti altri molto più grandi artisti, possano raccontare la nostra storia nelle sue varie sfaccettature. Possono farci ricordare che insieme a grande sofferenza esiste anche una grandissima bellezza che ci deve riempire il cuore. Allora, rivediamo i quadri per cortesia dalla regia, perché questa figura femminile, fra poco sarà anche la festa della donna. Ecco, questa donna questa mattina, che con Norma Cossetto vogliamo ricordare tutte le donne, non solo infoibate ma stuprate, pensate in una maniera incredibilmente feroce. Ecco, dov'è l'ispirazione, dottor Calia di Pinto, di questa donna che viene rappresentata molto nei suoi quadri? Sì, io ritengo che la figura femminile sia una figura importantissima nell'arte, perché già dai primordi nasce come prima rappresentazione dell'arte, perché rappresenta la fecondità, rappresenta la madre terra, quindi rappresenta un po' tutti noi. Per me la donna poi ha un significato particolare sia per quello che significa nel mio lavoro, perché ho avuto a che fare con le donne per moltissime motivazioni, specialmente cliniche e anche per casi, diciamo così, oncologici, quindi gravi. Quindi questo rapporto tra la donna, l'emozione e poi la mia pittura, e viene ritrasmessa sui miei quadri, ovviamente è una presenza molto importante. In tutte queste donne, come vedete, spesso non c'è un viso che viene enfatizzato, proprio perché quello che io cerco di mettere in risalto è più l'emozione che deve venire fuori dall'osservatore attraverso l'uso dei colori, delle macchie, delle campiture, che non qualcosa di già tracciato con l'espressione del viso, che può già, secondo me, condizionare, influenzare chi osserva. Molto chiaro, e grazie Mirella, per questa spiegazione. Borgia, come ci saluta, perché siamo in chiusura, prego. Sì, velocissimamente mi volevo complimentare con il dottore, perché veramente sono delle opere straordinarie, complimenti. Grazie. E la cultura e l'arte possono sicuramente aiutare tutti non solo a migliorarsi, ma anche a riflettere sulle grandi pagine della storia anche del nostro paese. Chiudo dicendo, Mirella, intanto ringraziandoti ancora per le bellissime parole. Hai parlato di Norma Cossetto. Ecco, vedi Mirella, una delle cose che porto nel cuore, credo insomma, una delle cose che penso di aver fatto, e soprattutto che nella mia esperienza anche politica mi porterà sempre, quella di essermi battuto insieme all'allora assessore Michele Toaldo per portare a Montebelluna per la prima volta una via dedicata a Norma Cossetto, che adesso è realtà, è a Mercato Vecchio, perché vedi, è attraverso le azioni che poi insomma, grazie. Si parla. Saluto velocemente perché non ce la faccio. Claudio Borgia, vice sindaco a Montebelluna, il dottor Francesco Calia di Pinto, artista, di essere stato con noi. Grazie, una posta particolare anche questa mattina, giorno del ricordo, la posta di Mirella. Naturalmente questa mattina c'è una posta particolare, perché è un giorno particolare, è un altro giorno della memoria che abbiamo ricordato con tantissimi ospiti. Allora leggo la Costituzione italiana, perché abbiamo sentito le parole del Presidente Sergio Mattarella, del nostro Presidente, e leggiamo allora l'articolo 83 della Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, 55,2. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Articolo 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. E adesso la canzone di un esule, Sergio Endrigo, La nave partirà, che viene riproposta perché appunto è il giorno del ricordo. Buona domenica. Spiaggia di conchiglie morte, nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio, strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini, la luna è piena di bandiere senza vento, che fatica a essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te, un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde kerosene. A ogni curva un cavallo dilatta, distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica a essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa.